Buongiorno a tutti, buon inizio d'anno e benvenuti a Sveglia Trieste. In questa prima puntata del nuovo anno 2024 avremo ospiti in studio il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Panteca e Riccardo Laterza, consigliere comunale di Adesso Trieste. Quindi se vorrete chiacchierare con loro, fare le vostre segnalazioni, potrete farlo chiamandoci in diretta oppure scrivendoci una mail. Avremo anche naturalmente la nostra rassegna stampa dalla quale partiremo subito, ma andiamo subito a vedere le previsioni del tempo in questa giornata di martedì 2 gennaio. Allora, con il sito dell'Osber-ARPA regionale, cielo da variabile a nuvoloso nella giornata di oggi, in genere con più nubi a est e più schiarite probabilmente sulle Alpi, sui monti verso il Cadore e nel Tarvisiano. Possibili nebbie, specie di notte, nelle valli e in pianura. Dalla sera a notte possibile qualche debole precipitazione. Per la giornata di domani, mercoledì 3 gennaio, sulle Alpi e a ovest prevalenza di tempo soleggiato con cielo poco nuvoloso o variabile. Sulle altre zone cielo in genere nuvoloso, forse anche coperto dalle Prealpi Giulia all'Isontino e fino al Carso. Possibili anche foschie localmente dense. Ancora uno sguardo a giovedì 4, sui monti bel tempo, su pianura e costa cielo variabile con possibili nebbie di notte, più nubi in genere a est e più sole verso ovest e le Alpi. Le temperature, le vedete appunto, sono in lieve risalita, ma comunque sempre abbastanza in linea con il periodo, se non di qualche grado insomma superiore sicuramente. Allora andiamo a vedere il Piccolo, la prima pagina del quotidiano locale in edicola quest'oggi. Vediamo che il Piccolo in questo 2 gennaio apre con una stangata da 1.000 euro. Questo è il titolo principale, la mappa per i consumatori del Friuli Venezia Giulia, dal gas alla spesa per gli alimentari, i rincari medi per una famiglia, trasporti pubblici più salati. Nella notte di San Silvestro il bilancio familiare è rincarato di oltre 1.000 euro l'anno per effetto degli aumenti scattati su beni alimentari, bollette, viaggi, istruzione, tempo libero e welfare. Le famiglie del Friuli Venezia Giulia dovranno fronteggiare aumenti che nel caso dei generi alimentari possono arrivare al 4,79%. Stando alle stime dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, l'altra voce pesante è quella del gas metano. Lo stop al mercato tutelato e la mancata proroga dello sconto sull'IVA farà lievitare l'importo della bolletta quasi del 7%. Andremo a vedere nelle pagine interne in questo approfondimento del Piccolo. Vediamo anche il rilancio della nautica in Friuli Venezia Giulia per competere con la Croazia, poi Friuli a Finest e Friuli Venezia Giulia Strade, il grande puzzle delle nomine che aspetta il nuovo anno appena iniziato, la cronaca di Trieste in 10.000 a celebrare l'arrivo del Capodanno tra fuochi e tormentoni, la festa in piazza Unità. Poi dell'acqua parla la Regione, sta smantellando tutta la psichiatria. Ancora tram protagonisti nel resto d'Italia, qui arrugginiscono. Ancora alla Bertolo, affidato l'appalto del ciclabile in viale D'Annunzio. Ritorno di Trieste all'Italia, l'anno del 70° nel 2024 appena arrivato sarà l'anno in cui si celebrerà una ricorrenza storica per Trieste, 70° del ricongiungimento della città all'Italia. Certo, mancano ancora una decina di mesi abbondanti alla data fatidica del 26 ottobre, ma al momento, scrive il Piccolo, il programma delle iniziative sembra ancora lontano dal prendere forma. Quindi questo è l'intervento appunto del Piccolo con una foto d'epoca. Dunque ancora l'intervista, Zamò serve più digitale per dare slancio all'economia, il presidente degli industriali, l'imprenditore delle cucine con impianti pure in Slovenia e Romania e presidente di Confindustria Friuli Venezia Giulia dalla scorsa primavera, un osservatorio privilegiato per l'economia regionale. Poi ancora il commento, le conseguenze
delle crisi sul nord-est. E vediamo che al Miela va in scena l'inedito di Roveredo, una morte costretta anzitempo a visitare un uomo che vuol farla finita e che, ascoltando le sue ultime parole, sembrerà quasi sul punto di dissuaderlo dal proposito, con un invito di fondo: spremere la vita minuto per minuto senza mai farsela scivolare tra le dita. Sembrerebbe una beffa se non ci fossero quei mezzi toni cui la scrittura di Pino Roveredo ci ha abituati. Questo è l'inizio della recensione di questo testo inedito. Andiamo a vedere le altre prime pagine dei quotidiani, poi approfondiremo sicuramente anche il piccolo, andremo anche sull'edizione, ecco, lo facciamo subito, l'edizione di Gorizia Monfalcone. Allora anche qui sempre la stangata da 1.000 euro, l'approfondimento, però vediamo che il Capodanno in piazza a Gorizia, lo sapete, è slittato al giorno dopo, la festa ritardata, dicono gli organizzatori, decisione giusta. Distrutta la statua del Bambin Gesù a Monfalcone, andremo a vedere anche questo. Poi il vescovo Redaelli, Gorizia sia laboratorio di pace. Il Papa cita la marcia alla Transalpina, che qui vediamo in una piccola foto in prima pagina. Poi la morte a 91 anni del maestro di sport Tono Tonzic. Nuovo record, 829 parti, il 44% sono stranieri. L'asticella quest'anno si è alzata ancora, il punto nascita di Monfalcone ha chiuso il 2023 consegnando il dato definitivo di 829 parti rispetto agli 826 dello scorso anno, e se si considera che il 2022 era già stato caratterizzato da un dato record, il valore dell'aumento rappresenta un più che soddisfacente risultato. Un quadro, quello consegnato dalla struttura complessa di ostetricia e ginecologia Gorizia Monfalcone, che dà la misura non solo del livello di qualità del servizio ma anche della capacità attrattiva. Un fiocco azzurro e poi quello rosa, i primi dell'anno. Questo succede a Monfalcone. Allora andiamo a vedere le altre testate, cominciamo con la Repubblica. Capodanno con la pistola, un fatto che sta facendo molto discutere in questo momento. Il paese delle armi, sottotitolo: Emanuele Pozzolo, deputato di Fratelli d'Italia, si presenta armato alla festa del sottosegretario alla giustizia Del Mastro, parte un colpo e ferisce il genero di un agente della scorta. Le opposizioni chiedono le dimissioni, un'altra grana per Meloni. Mattarella: partecipare alla vita civile e votare, non stare sui social. Questo fatto che è riportato in prima pagina è successo a Rosazza, 70 km da Torino. Vediamo Mappamondi, Putin e Zelensky, duello nei discorsi di fine anno. Ancora strisce di Gaza, inizia il conflitto a bassa intensità. Israele vive nel 7 ottobre. Sisma in Giappone, la paura viene dal mare. Gli incendi scoppiati nelle città della prefettura di Ishikawa dopo la scossa di magnitudo 7,5. Vediamo la musica, Taylor Swift coglie lo spirito del tempo e batte Elvis. E poi perché i giovani riscoprono il volontariato. Trump al cenone: fermare le guerre con il business, così ha detto il candidato, ricandidato appunto alla presidenza degli Stati Uniti. Vediamo il Corriere della Sera. Mattarella, c'è il discorso naturalmente di Mattarella della fine dell'anno per l'inizio dell'anno nuovo: appello all'unità e per i giovani, votare e libertà, no a certa aggressività. Fontana, presidente della Camera: la diplomazia è la strada per costruire la pace giusta. Andiamo a vedere ancora. Putin lancia la nuova offensiva, Israele: ridurremo le truppe a Gaza, la Corte Suprema boccia Netanyahu. Lo zar, si parla di Putin in questo caso: tregua alle nostre condizioni, spazziamo via il nemico. Il presidente ucraino: in arrivo altre armi. Insomma, un botta e risposta. L'annuncio della regina di Danimarca: lascia dopo 52 anni di regno. La scelta di Margrethe, Frederick diventa re.
forte terremoto in Giappone, vittime e paura di uno tsunami, scosse di magnitudo 7,6, qui dice il Corriere. E poi ancora Lady Amarone spodestata le cantine ai nipoti. Anche qui troviamo però in fondo pagina, fine anno, spari alla festa con Del Mastro, il colpo partito dalla pistola di un deputato di Fratelli d'Italia, un ferito, le opposizioni vanno all'attacco. Vediamo la stampa, sparo al veglione di Del Mastro, un ferito anche qui. A Biella parte un colpo dalla pistola di Pozzolo, deputato di Fratelli d'Italia, che raggiunge il genero di un uomo della scorta. Intervista al ministro Ciriani, premierato, primo ok in primavera, su Verdini saremo inflessibili. Il gioco delle ombre di Netanyahu e il risico dei poteri degli stati arabi, la grande trattativa. Poi ancora l'analisi di Massimo Cacciari, l'ultima sfida delle nostre democrazie. Vediamo ancora questa foto particolare, restiamo umani, il 2024 sarà l'anno dell'intelligenza artificiale, è possibile trasmettere valori a un algoritmo? È la domanda che campeggia in prima pagina sulla Stampa e ci sono degli esperti che danno delle risposte. I diritti, pubblicità, progresso per il doppio cognome, bella notizia che Giorgia Meloni abbia cambiato idea sul doppio cognome, che finalmente finirà l'ostruzionismo della maggioranza al completamento della riforma introdotta dalla Corte Costituzionale, scrive Donatella Stasio sulla Stampa, un segnale, seppure tardivo, di resipiscenza e di civiltà, ma attenzione ai falsi d'autore. Libero, c'è un pistola anche in Fratelli d'Italia, commenta così Libero il cenone, il veglione insomma di fine anno con la pistola. Brindisi col revolver, l'onorevole Pozzolo si presenta armato alla festa di fine anno del sottosegretario Del Mastro, parte un colpo, un ferito, lui si giustifica, non ho sparato io, e la sinistra ci sguazza. Milano, Baghdad, a Capodanno esplode la furia degli immigrati. Al di là delle cronache si percepisce un palpabile senso di imbarazzo sui fatti avvenuti a Milano la notte di Capodanno. Super sintesi, a San Siro, in zona via Zamagna, gruppi di persone, riferiscono i lanci d'agenzia, hanno prima acceso dei falò accatastando rifiuti e altro materiale e poi hanno scatenato la guerriglia contro poliziotti che avevano osato intervenire. Donne PD in rivolta contro Elli, riferisce sempre Libero, Schlein si candida alle europee e leva spazio alle colleghe. Poi vediamo il Giornale, sparo al veglione dalla pistola di un deputato, non sono stato io, l'arma di Pozzolo ferisce un uomo alla festa di Del Mastro nel Biellese, il sondaggio europeo Europe Elects del 30 dicembre, in Europa tiene la maggioranza Ursula, la destra è in crescita ma dopo il voto si rischia comunque una situazione di stallo e vediamo che c'è anche il caso di Monfalcone che abbiamo visto anche sul Piccolo dell'edizione isontina, fanno a pezzi Gesù Bambino, c'è anche la foto, lo sfregio della statua oltraggiata dai vandali. Il Fatto Quotidiano, vediamo Putin, pace ma le condizioni le detto io, Kiev senza proiettili, mentre Zelensky promette di distruggere la Russia. Anche qui riportato insomma questo aspro botta e risposta fra i due leader. Poi ancora Del Mastro e l'altro Fratelli d'Italia, Capodanno col botto, e qui c'è una sorta di vignetta con fotomontaggio. Cenone con pistola, il deputato con l'arma carica la festa del sottosegretario, io non ho sparato, dice, però non dice chi è stato, decisiva la prova stab. Domani Mattarella, basta armi e violenza, spari e feriti alla festa di Del Mastro, il paese del Quirinale è opposto a quello della destra al potere, questo è il parallelo che viene fatto sul Domani. Che anno sarà? Trionfo, caduta, Meloni è già al bivio. Questa è l'analisi invece che troviamo su il Domani. Allora andiamo a vedere anche la pagina online di Trieste Prima che ci dà conto delle nascite in Friuli Venezia Giulia. Il primo bimbo del 2024 è nato a Trieste, si chiama Troy e i genitori sono entrambi di origine kosovara. Il secondo nato è a Pordenone, poi Monfalcone e infine Udine.
Omicidio di Capodanno a Udine e caccia al killer in tutto il Friuli Venezia Giulia. Al momento non vi sono elementi utili a ritenere che il presunto assassino sia riparato nel capoluogo regionale, ma l'allerta è stata diramata. C'è questo gravissimo fatto di cronaca accaduto a Udine. Andiamolo a vedere anche sulla pagina online del Piccolo. Eccola qui: trentenne ucciso con il coccio di una bottiglia dopo una violenta lite. Fermata una persona al confine. Troppo gravi le ferite della vittima, è morto in ospedale. L'aggressione è avvenuta intorno alle 8 del mattino dopo la festa di Capodanno a Udine. Un uomo di nazionalità dominicana è stato aggredito, ucciso a colpi di cocci di una bottiglia nella mattinata di lunedì 1 gennaio all'esterno del locale Laghetto Alcione in via dei Prati, nella zona di viale Palmanova, Udine. La vittima si chiamava Ezechiele Mendoza Gutierrez, aveva 30 anni e viveva a Campoforbido. L'aggressore dominicano come Gutierrez, secondo le prime informazioni, è in fuga. Queste le notizie appunto aggiornate per quanto riguarda l'omicidio avvenuto a Udine nella prima mattina proprio del nuovo anno. Allora, torniamo sul Piccolo per vedere le altre notizie. Abbiamo visto la prima pagina appunto con tutte le analisi, c'è anche l'approfondimento su fondi, infrastrutture e progetti turistici per rilanciare la nautica. Oggi sul Piccolo in partenza lo studio per la stesura del primo testo unico regionale del settore Bini, nuovi canali contributivi e investimenti per competere con la Croazia. Poi strumenti dedicati ai giovani, rebus natanti da risolvere. Il presidente di Assonautica Trieste Pauletti: bene che la Giunta creda in questo campo e apra a ulteriori stanziamenti, ma il percorso sarà lungo e ci sono molti nodi da sciogliere, dice il presidente Pauletti. Il discorso di fine anno del presidente Mattarella, richiamo all'unità di Mattarella, punge sui diritti al lavoro e salute, esorta a partecipare al voto e parla della necessità di pace. La Presidente del Consiglio gli telefona: piena sintonia, dice. Sparo d'allarme del deputato, un uomo ferito alla gamba, la notizia che abbiamo già visto un po' su tutti i giornali. Vediamo anche l'agenda della Premier. Meloni torna in gioco, il primo scoglio per lei sarà il caso Anas Verdini. Qui vediamo il Premier in una immagine pubblicata per gli auguri di fine anno. E qui vediamo l'approfondimento del Piccolo sulla stangata per le famiglie, spesa e gas, 1.000 euro in più per ogni famiglia, i rincari più pesanti per alimentari, trasporti e telefonia. In calo l'energia, resta l'incertezza sui mutui e le tariffe. E noi abbiamo documentato almeno questa parte, diciamo, positiva dell'analisi sulla spesa, ovvero il calo dell'energia elettrica. Lo abbiamo fatto con l'annuncio del segretario del Confartigianato Enrico Eva. Allora rivediamo insieme il nostro servizio. Nel primo trimestre del 24 l'energia elettrica calerà di oltre il 10%. Questo è un dato inaspettato e assolutamente interessante. Una buona notizia per cittadini e imprese dopo l'inverno dell'anno scorso, quando i prezzi da incubo che comparivano in calce alle bollette hanno mandato all'aria i bilanci delle famiglie ma anche di tanti artigiani. Un calo del prezzo dell'energia elettrica di oltre 10 punti percentuali, quello annunciato dal direttore generale di Confartigianato Trieste Enrico Eva, dovuto principalmente a due fattori. Un fattore che l'Italia principalmente ha gli stoccaggi di gas pieni. Ricordiamo che in Italia l'energia elettrica viene prodotta dalle turbine a gas, quindi se scende il prezzo del gas e che sta scendendo, scende anche il costo dell'energia elettrica, ma soprattutto anche perché la Francia ha implementato la produzione di energia elettrica con le centrali nucleari. Forse su questo aspetto delle centrali nucleari dovremo anche in Italia fare una serissima riflessione, perché non possiamo essere circondati da paesi che lo sfruttano e noi subire in maniera passiva cosa che ci accade a pochi chilometri di distanza dai nostri territori.
Queste appunto le buone notizie. Sul piccolo c'è tutto l'elenco invece di quelle cattive che riguardano i rincari più pesanti, lo vediamo, per alimentari, trasporti, telefonia. In calo l'energia, l'abbiamo visto, resta l'incertezza appunto su mutui e tariffe. Lo stop al mercato tutelato e la mancata proroga dello sconto sull'IVA fa lievitare la bolletta del metano. Biglietti di bus e treni più costosi per effetto dell'adeguamento Istat. In alcuni casi crescono anche le rette delle case di riposo. Vediamo anche se il contratto è biennale, sale del 12,3%, il canone di locazione si parla, poi ancora l'altro consumo, le analisi dei prezzi in 130 punti vendita, le autostrade, rivisti anche i pedaggi sull'A23, i rincari dei pedaggi autostradali sono ingiustificati, afferma il Codacons in una nota, bocciando la misura inserita nel decreto mille proroghe. Dopo RC auto, telefonie alimentari, gli italiani dovranno mettere in conto a partire dal prossimo anno anche i rincari delle autostrade, un'ulteriore voce di spesa che inciderà sulle tasche dei consumatori. Per due mezzi almeno 62 euro in più, la RC auto ancora, la soglia ISEE è 9.530 euro. Vediamo qui appunto una cittadina alle prese con la spesa quotidiana, i prezzi dei generi alimentari non accennano a diminuire. Nelle proiezioni per l'anno in corso sono quelli che incidono di più. Valori superiori a quelli del pre-crisi, dice Stefano Besseghini di Arera, per quanto riguarda proprio l'aumento dei prezzi del gas. E vediamo che ci sono anche i saldi invernali al via, sarà corsa all'affare, un giro d'affari che vale 5 miliardi, domani iniziano in Valle d'Aosta, il 5 in tutte le altre regioni. Secondo Confcommercio la spesa media sarà di 137 euro. Qui vediamo appunto solo in Valle d'Aosta iniziano praticamente domani, il 3 gennaio e fino al 31 marzo, nella maggior parte dei comuni dell'Alto Adige invece dal 13 gennaio al 10 febbraio, in quelli turistici dal 24 febbraio al 23 marzo. Tutte le altre regioni iniziano proprio dal 5 gennaio, il giorno prima dell'Epifania. Questo è il calendario e si prevede che ci sia appunto una corsa agli acquisti scontati. Vediamo ancora da Friuli a Fineste, Friuli Venezia Giulia Strade, il grande puzzle delle nomine, società partecipate, prime scadenze a marzo, il centrodestra verso la costruzione del pacchetto, il valzer delle poltrone. Qui vediamo Gabriele Fava, doppio incarico, potrebbe durare pochi mesi la presidenza dell'avvocato Fava in Autostrade Alto Adriatico, la nomina al vertice dell'INPS sarà operativa da fine febbraio. Poi Federica Seganti, il terzo mandato, la presidente di Friulia, in testa ai tecnici della Lega in Friuli Venezia Giulia, laureata in scienze politiche, docente di finanza al MIB. L'uomo di Fratelli d'Italia, Alessandro Minon, la presidenza di Fineste è assegnata a lui in quota Fratelli d'Italia. Parliamo della violenza sulle donne. Centri antiviolenza, impennata di chiamate dopo il caso Cecchettin, contatti su del 50%. Raddoppiate le telefonate al numero nazionale, in aumento anche nelle strutture della rete Dire del Friuli Venezia Giulia le richieste di informazioni oppure di aiuto. Quindi questa è la notizia, sono in crescita proprio le richieste e contatti ai centri antiviolenza. Ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città questa mattina, in questo inizio d'anno. Allora, chi è al telefono con noi? Buongiorno. Buongiorno, buon proseguimento a tutti, buon anno nuovo De Grassi. Buongiorno al commissario Fulvio De Grassi. Come va? Bene, bene. Lei ha iniziato bene insomma il nuovo anno? Benissimo, benissimo, grazie. Benissimo. Abbiamo iniziato bene anche noi in queste giornate notoriamente, come ho avuto già modo di dire nei giorni passati, tra le feste sono abbastanza sostanzialmente tranquille. Tranquilli, no? Non ho niente da segnalare riguardo la notte appena passata, anche adesso non abbiamo nessun intervento in attesa, le pattuglie stanno montando, fa ancora buio abbastanza, la giornata dovrebbe essere un po' nuvolosa ma non dovrebbe piovere, perciò almeno
un pericolo, diciamo, per l'assicurazione scongiurato. Ripeto, non abbiamo niente di particolare in agenda, nessun eventuale diciamo, presidio o quant'altro che possa andare ad inficiare la viabilità triestina. Veramente la situazione al momento è tranquilla, niente, vi restituirei la linea con riserva eventualmente di chiamare se ci fosse qualcosa, speriamo di no, di particolarmente importante. Rilevante, va bene, grazie, allora buon lavoro e buona giornata sia a lei che ai suoi colleghi. Grazie a voi. Grazie, intanto abbiamo visto anche le immagini di varie zone della città interessate appunto dalla panoramica sul traffico. Allora andiamo a vedere ancora le notizie di cronaca, sempre sul piccolo di Trieste. C'è anche la testimonianza di una ragazza: temevo per quella mia amica, ho deciso di non far finta di niente. Una ragazza che si è rivolta alle operatrici proprio del centro antiviolenza per chiedere consiglio su una situazione di cui era spettatrice. E poi vediamo la tragedia a Udine: sgozzato con un coccio di vetro al termine della festa di Capodanno. Ezechiele Mendoza Gutierrez di Campoformido, colpito a morte in un locale al culmine di una lite. Fermato un sospettato, è stato fermato al confine. Donna raggiunta alla testa da un proiettile vagante, 3 vittime sulle strade, il bollettino di guerra in Italia del 31 dicembre. Poi ancora addio all'italiano più anziano, aveva 111 anni, è morto nella sua casa di Cecina, Livorno, a 111 anni d'età. Tripoli Giannini, da tutti conosciuto come Tripolino, l'uomo più longevo d'Italia, è scomparso il 31 dicembre nella casa di famiglia. Parliamo ancora del femminicidio, quello di Vanessa Ballan, il 19 dicembre scorso a Spineda di Riese Pio X. Venite, ho fatto una cosa brutta, con queste parole si era rivolto ai carabinieri Bujar Fandai, il cittadino kosovaro, poco prima di essere arrestato con l'accusa di aver ucciso a coltellate la donna. Una frase che secondo la procura avrebbe il valore di una confessione, non così per le avvocate dell'uomo che hanno presentato istanze al Tribunale del riesame di Venezia contro l'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico del presunto femminicida. Certo, l'impianto accusatorio su cui si regge il provvedimento va al di là della breve frase al telefono, ma intanto la difesa questo diventi l'appiglio con cui vuole, insomma, che diventi l'appiglio con cui l'accusa sostiene che l'uomo sia reo confesso. Allora andiamo a vedere anche l'attualità, i 2 conflitti, guerra avanti nel 2024, ridotte le truppe a nord, l'avanzamento delle truppe israeliane sulla striscia di Gaza. Israele dà il via alla terza fase con azioni mirate, durerà almeno 6 mesi. Gli USA affrontano 3 imbarcazioni degli Houthi. Blinken torna in Medio Oriente. Vediamo qui appunto questa è la situazione. A Rafah spuntano le prime 300 tende, sollievo per gli sfollati palestinesi, ma rischiano di restarci per mesi. Allerta tsunami per un terremoto del 7,6 di magnitudo. Il Giappone rivive l'incubo di Fukushima. L'allarme iniziale è rientrato dopo alcune ore, ma si registrano diverse vittime mentre i danni sono ancora da valutare. E qui vediamo anche i 5 peggiori tsunami degli ultimi 100 anni. Minaccia maremoto anche per l'Italia, ma siamo indietro fortunatamente, insomma, in questo caso. Margrethe si fa da parte, l'ultima regina europea abdica a sorpresa in TV, sarà il figlio Frederick, 55 anni, a prendere il suo posto. Succede in Danimarca. Trump già stacca i rivali e ipoteca la nomination a pochi giorni dallo start, rimonta impossibile per Haley e DeSantis. Questo accade invece negli Stati Uniti per quanto riguarda la corsa alla Casa Bianca. L'impegno del sindaco sulla diga di Pola, entro l'anno la firma per la ristrutturazione. Il manufatto datato 1914 ha bisogno sempre più urgente di essere rimesso a nuovo. Zoricic, sigleremo il contratto d'appalto. Andiamo nelle pagine di Trieste a vedere appunto quello che accade in città. Anche qui vediamo che c'è l'appello
l'appello del vescovo, il richiamo del vescovo Trevisi: Trieste, luogo simbolo di pace. Qui convivono culture e popoli, aiutiamo l'umanità. Oltre 100 persone alla marcia in centro, la celebrazione nella 56esima giornata mondiale. La ricerca tecnologica deve essere perseguita da tutti noi con consapevolezza, partecipazione e intelligenza umana. Sono state queste le parole maggiormente sentite dal vescovo Enrico Trevisi ieri durante la tradizionale messa all'interno della chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo per onorare la 56esima giornata mondiale della pace, che ricorre ogni primo giorno dell'anno. Nello specifico Trevisi ha voluto sottolineare il grande tema della pace con 3 riflessioni. La prima ha ricordato un'umanità fragile che oggi noi uomini in terra non sappiamo decifrare e pensiamo di non poter fare nulla per aiutare, invece dobbiamo osare, perché l'umanità e la divinità camminano vicine. La seconda riflessione ha riguardato invece la città di Trieste come luogo di grande responsabilità di pace, perché è una città neutrale che per eccellenza ha conosciuto le guerre sia proprie che degli altri, ha saputo accogliere le comunità differenti, integrare la multietnicità, far convivere i popoli. La terza riflessione infine ha riportato l'attenzione sul discorso di Papa Francesco durante la giornata sulla pace: l'intelligenza artificiale, una potenza che richiede attenzione da parte di tutti noi, perché il progresso della tecnologia può essere un passo verso la pace e l'opportunità per un mondo più giusto, ma è anche necessario essere consapevoli di cosa inneschiamo affidandoci a degli algoritmi. Allora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e ci rivediamo subito dopo, fra pochissimo. Rieccoci in diretta Sveglia Trieste. Allora andiamo a vedere ancora la situazione internazionale sul Corriere della Sera, i droni su Odessa e Leopoli, Putin: spaziamo via il nemico, lanciati 90 ordigni, il doppio dell'anno scorso. Il discorso di fine anno di Zelensky: in arrivo gli F-16. Qui vediamo l'analisi della situazione attuale nelle prime giornate dell'anno. Colpire con più forza le città e terrorizzare la popolazione, Mosca e la strategia invernale. Kiev punta sugli attacchi contro le navi del nemico. Queste le strategie. Le condizioni dello zar e le altre minacce dei leader, la pace sparisce dai discorsi. Dall'Ucraina Xi e Netanyahu, annullato lo spazio per i negoziati. Navalny e il messaggio dalla Siberia: mi mancate tutti ma non mi sento solo, dice l'oppositore arrestato nel 2021 e condannato a 19 anni. Andiamo a vedere Israele: inizia a ridurre i soldati nella striscia, colpo a Netanyahu dalla Corte Suprema, l'esercito sarà una guerra lunga, stop alla riforma giudiziaria. Questo riguarda appunto un guaio interno di Netanyahu. Colpi USA, navi iraniane, il Mar Rosso verso il punto di non ritorno. Questo è l'altro scenario. Qui vediamo riservisti e studenti, l'ora del ricambio, vaccini a Gaza, ma qui manca tutto. Dopo 90 giorni la rotazione dei militari nell'ospedale Shifa, tiriamo a sorte chi curare. L'appello di Mattarella all'unità e l'allarme sulla partecipazione, no a certe forme di aggressività in politica, ciascuno faccia la sua parte, anche col fisco. Insomma, questo è il richiamo del Presidente della Repubblica a fine anno. Il grazie bipartisan, Conte soddisfatto dalle parole sui conflitti, Schlein carta al centro, la Carta Costituzionale evidentemente. Torniamo sul piccolo per parlare sempre dell'inizio del nuovo anno. Le note della banda Refolo, il tuffo di Ilara a Barcola, in mare anche Franz e altri. Non c'era però papà Mario, l'abitué da 60 anni del rito del tuffo, del classico tuffo del 1° gennaio a Barcola, Mario Cigar, ma c'era sua figlia che di solito lo accompagna. Lui è stato fermato da un piccolo malessere quest'anno. Ad accompagnare la figlia alla musica della banda Refolo, sempre nella stessa zona, un brindisi e un tuffo anche per il pordenonese Franz Rizzi, che dagli anni 70 celebra Capodanno al mare. Pure ai Topolini qualche coraggioso si è cimentato in una breve nuotata. A favorire le bracciate
gelificate invernali, una giornata tutt'altro che fredda, senza vento o precipitazioni e con una colonnina del termometro che segnava 12 gradi nelle ore più calde, con una temperatura dell'acqua di 13,2 secondo i valori registrati dall'Osmer, quindi insomma era anche abbastanza agevole come primo tuffo dell'anno rispetto ad altre annate. A mezzogiorno la presenza di un folto pubblico arriva, Cigar si è presentata in costume insieme alla banda Refolo come componente del sodalizio, ha suonato alcuni brani prima della consueta passeggiata verso il punto più estremo del porticciolo e il classico tuffo. Assente il papà di 82 anni che per la prima volta dopo 60 anni è mancato all'appuntamento per un problema di salute. Vediamo anche gli interventi di soccorso delle forze dell'ordine, vandalismi, incidenti e alcol a Capodanno, danneggiata la fontana di Largo Canal, un motociclista si è schiantato in viale Miramare, 3 minorenni portati al burlo, incidenti, ubriachi portati in ospedale con l'ambulanza e atti vandalici, scrive Giampaolo Sarti sul Piccolo. Il Capodanno dalla tarda sera fino alle prime luci dell'alba ha portato in dote anche una serie di richieste di soccorso che hanno impegnato 118 vigili del fuoco e forze dell'ordine. L'episodio più grave, per fortuna senza conseguenze drammatiche, è avvenuto in viale Miramare. Un motociclista è andato a sbattere contro alcuni veicoli in sosta. Si è messo alla guida della sua moto con tanto di passeggero completamente ubriaco. Aveva un tasso alcolemico di quasi 3 grammi per litro. Ha riportato traumi alla testa e al viso, incidente con 2 feriti anche in via Brigata Casale. Alle 6 del mattino un automobilista ha perso il controllo della vettura e è uscito di strada, 2 feriti. Nel corso della notte le ambulanze del 118 sono intervenute per soccorrere varie persone in stato di alterazione alcolica, tra cui 3 minorenni portati al burlo. I vigili del fuoco invece hanno dovuto spegnere una ventina di cassonetti delle immondizie incendiati dall'innesco di petardi e botti di vario genere. Le fiamme non hanno intaccato fortunatamente vetture o altro. Accertamenti ancora in corso infine per individuare il responsabile o i responsabili che hanno pesantemente danneggiato, la vedete in questa foto, la storica fontana di Largo Canal, dove peraltro le persone si scambiano anche libri e riviste, che si trova in cima a via San Michele. Il fatto, stando alla segnalazione dei residenti, dovrebbe essere avvenuto attorno alle 2 di notte. Al di là di questi episodi, la notte di Capodanno tutto sommato è filata abbastanza serena. E qui vediamo anche la festa, in 10.000 a celebrare l'arrivo della mezzanotte sotto i fuochi d'artificio fra valzer e tormentoni. Lo spettacolo musicale in Piazza Unità con show pirotecnico, poi balli e infine gli addetti al lavoro per ripulire l'area della grande festa. Il 2024 a Trieste inizia con un valzer viennese danzato al ritmo dei petardi, illeciti ai margini della festa. L'ultimo bacio dell'anno è l'invito a un primo ballo, mentre il cielo su Piazza Unità si accende di bombe e stelle filanti riprese da quasi 10.000 smartphone. I fuochi d'artificio esplodono da Molo Audace 3 minuti dopo la mezzanotte e salutano l'anno che verrà. Sul bel Danubio blu di Strauss si perde così tra i botti e dal palco il DJ torna a pompare Frank Sinatra e tormentoni da spiaggia. Così è andata insomma per quanto riguarda la serata. Qui vediamo anche Andrew Mercou sul palco, i fuochi d'artificio sopra Piazza Unità azionati 3 minuti dopo la mezzanotte dal Molo Audace, insomma un colpo d'occhio molto suggestivo. E qui un momento dello spettacolo organizzato sul palco. Si parla anche per questo nuovo inizio d'anno della ciclabile di Viale D'Annunzio, l'appalto affidato alla Bertolo, previsti da contratto 329 giorni di lavori, traguardo ipotizzato all'inizio del 2025, quindi il prossimo anno. La pista collegherà Centro e Valmaura, operazione da oltre 941.000 euro più IVA. L'assegnazione all'impresa appunto di Fiume Veneto. Sarà la Bertolo SRL di Fiume Veneto in provincia di Pordenone a realizzare la pista ciclabile che da via dell'Istria all'altezza dell'intersezione con via dei Vigneti proseguirà verso via Salata e attraversando la galleria di Montebello e piazza Foraggi si svilupperà poi lungo il marciapiede sulla destra di Viale D'Annunzio per arrivare fino a piazza Garibaldi e lungo via della Raffineria. La
L'appalto è stato aggiudicato lo scorso 27 dicembre. Una prima procedura di gara era andata deserta e quindi ne era stata bandita una nuova con le medesime modalità a cui hanno partecipato 5 imprese. La ditta di Fiume Veneto si è aggiudicata l'appalto con ribasso del 6,048%, quindi a 900.999 euro. Qui vediamo anche l'intervento dell'assessore Babuder, una decisione, quella del Comune di Trieste, di evitare le bike lane per quanto concerne le nuove piste ciclabili in città, contestata dalla sezione locale della FIAB, che per Viale D'Annunzio ritiene valido il progetto inserito nel BC Plan e a sostegno di quella proposta prosegue con una raccolta di firme per chiedere al Comune di tornare sui suoi passi. Ma l'appalto ormai è stato aggiudicato, il personale e i mezzi dell'impresa pordenonese si apprestano ad aprire a momenti proprio il cantiere. Qui vediamo anche un'analisi da parte del Partito Democratico e adesso Trieste, i principali partiti di opposizione in Consiglio Comunale, all'attacco. Di Piazza ormai vende fumo dopo un 2023 disastroso. Le considerazioni di fine anno del sindaco Roberto Di Piazza gli attirano gli strali dell'opposizione. Di Piazza inaugura il 2024 come ha governato il 23 e i 7 anni precedenti, a fanfaronate solo ancora peggio, fa l'elenco dei suoi fallimenti e ne mena vanto come fossero successoni, dice la consigliera PD Laura Famulari, che come il capogruppo di Adesso Trieste Riccardo La Terza, che vi ricordo avremo ospite in studio più tardi, non fa sconti al primo cittadino. Insomma, ci piovono le critiche in questo inizio d'anno da parte delle opposizioni. Gli appuntamenti per studenti e famiglie, sicuramente una notizia molto di grande interesse, insomma, per tante famiglie della nostra città. Ultimi open day nelle scuole cittadine in vista dell'anno 2024-25, l'anno scolastico. Ultimi open day in molte scuole di Trieste a gennaio. Prima delle iscrizioni sui siti dei singoli istituti sono indicati giorni, orari e modalità per partecipare, in un'ultima occasione utile per scoprire l'offerta didattica e le caratteristiche delle varie strutture prima della decisione definitiva. Per le superiori vengono presentati incontri, conferenze, visite guidate e video, ma anche molti istituti comprensivi si sono attrezzati per accogliere genitori e studenti con tante proposte. Molte si sono già svolte tra novembre e dicembre. Quanto all'iscrizione vera e propria, il Ministero dell'Istruzione ha già diffuso le indicazioni relative all'anno scolastico 24-25. Anche quest'anno si svolgeranno online le procedure di iscrizione per tutte le classi prime delle scuole statali primarie e secondarie di primo e secondo grado, nonché per i percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali e dai centri di formazione professionale accreditati dalle regioni, e per le scuole paritarie che su base volontaria aderiranno alla procedura telematica. Le domande di iscrizione online devono essere inoltrate dalle 8 del 18 gennaio alle 20 del 10 febbraio, utilizzando le credenziali SPID con la carta d'identità elettronica o la carta nazionale dei servizi, o ancora con EIDAS, Electronic Identification Authentication and Signature. Sarà possibile presentare una sola richiesta di iscrizione online per ogni studente, ma potranno essere indicate fino ad altre 2 preferenze nel caso in cui la scuola scelta non avesse disponibilità di posti per il prossimo anno. Queste le indicazioni per procedere alle nuove iscrizioni. Fra poco vedremo anche appunto questo articolo, questa intervista a Peppe Dell'Acqua sulla situazione della psichiatria e le conseguenze che potrebbero derivarne, ma prima volevo darvi conto ancora di un servizio che ha visto una donna annegare nell'Isonzo negli ultimi giorni dell'anno. Vediamo se riusciamo a farvi rivedere questo servizio che ci arriva dalla redazione di Media Nord-Est. Vediamo.
Una donna slovena, classe 1940, è stata rinvenuta priva di vita nel territorio comunale di Gorizia, nel fiume Isonzo, all'altezza del parco di Piuma, intorno alle 18 di questo sabato. Qualche ora prima era stato segnalato in Slovenia, all'altezza del kayak center di Salcano, un corpo in acqua. Erano scattate dunque le ricerche da parte dei vigili del fuoco di Nova Gorica, che poi avevano avvisato anche i colleghi d'oltreconfine. A individuare il corpo della 83enne, trascinato dunque dalla corrente, sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco di Trieste. Sul posto, a supporto delle ricerche, anche la Polizia di Stato. Dalla questura di Gorizia non emergono ulteriori informazioni. Impegnata nelle attività di indagine la Polizia slovena, che avrà il compito dunque di vagliare le possibili dinamiche e fare luce sulla morte della donna. Andiamo ancora avanti, vi dicevo appunto la sanità, la giunta regionale sta smantellando tutta la psichiatria, gravi conseguenze, queste le parole di Peppe Dell'Acqua. Chiedo cosa resterà dell'eredità di Basaglia, si stanno devastando i servizi, operatori non più coinvolti. Non è così semplice intervistare Peppe Dell'Acqua, tra telefono che squilla, gente che lo riconosce, una loquacità che per arrivare al punto deve necessariamente passare per il filtro filosofico del suo vissuto, che per il mondo della psichiatria triestina è anche storia. D'altronde uno psichiatra come lui, che negli anni 70 ha lavorato con Basaglia, prendendo parte a una rivoluzione epocale, porta inevitabilmente con sé un trascorso di peso. Inizia così l'intervista di Giampaolo Sarti sul Piccolo, dice lo dico alla triestina, dice Dell'Acqua, te ga visto quel matto, te conosci quel matto, vede qui a Trieste il concetto di matto ha questa particolare accezione, a me piace il matto, qui è un individuo, una persona, non è uno strano tipo, parte proprio da questa tipicità proprio triestina l'analisi Dell'Acqua. Senza il progetto Afrodite, giovani privi di riferimenti per la promozione di comportamenti protettivi nella sfera sessuale, qui vediamo la manifestazione dello scorso luglio in difesa dei consultori. Andiamo ancora avanti e si parla del ritorno all'Italia 1954, quest'anno è il 2024, inizia il percorso verso la festa per i 70 anni. Comune e Regione garantiscono di fare la propria parte, un programma di celebrazioni ad oggi non c'è. La Lega Nazionale mostra concerto e convegno. Questo è il focus e vediamo ci sono anche alcune fotografie appunto storiche. Qui vediamo la folla in festa per il ritorno di Trieste all'Italia, spettacolare parata delle forze armate sulle rive, è il 4 novembre del 54, pochi giorni dopo. Il 2024 appena arrivato sarà l'anno in cui si celebrerà una ricorrenza storica, il 70° del ricongiungimento della città all'Italia. Qui vediamo anche un francobollo finlandese che celebra il Trattato di Parigi del 47. Qui vediamo il tripudio per la riannessione di Trieste all'Italia davanti alla cattedrale di San Giusto nel 54. Ancora Piazza Goldoni a Trieste in una cartolina d'epoca databile al 53, l'anno prima. Il confine tra Italia e territorio libero di Trieste sulla strada statale 14 tra Monfalcone e Duino Aurisina, una data imprecisata tra il 47 e il 54, vediamo proprio Alt Italia 100 metri, posto di blocco. Qui vediamo 1954, gente festante a Trieste nel giorno del ritorno della città all'Italia, sotto la rivolta in città prima della riunificazione di Trieste all'Italia. La staffetta e la cittadinanza onoraria 10 anni fa, nel 2014, in occasione del 60°, il 26 ottobre è stato celebrato in questo modo, furono organizzate diverse iniziative, il clou con l'arrivo in Piazza Unità della staffetta commemorativa e poi con la cerimonia in municipio e la seduta straordinaria del Consiglio Comunale che vide il conferimento della cittadinanza onoraria all'8° Reggimento Bersaglieri. Qui invece si analizza il destino dei vari tram in Italia. Tram protagonisti in Italia, qui lasciati arrugginire, usiamoli in
Porto Vecchio, l'appello di Ferstoria per strappare i mezzi storici al degrado. Pensiamo a una linea tra il Molo Quarto e Barcola. Questa è l'idea. A Torino è stato la star indiscussa dell'ultimo Trolley Festival, l'annuale manifestazione organizzata dall'associazione torinese Tram Storici, ricevendo numerosi like, mentre a Trieste i suoi fratelli sono tristemente fermi su un binario della vecchia stazione di Campomarzo in attesa di un futuro migliore. Sono i tram superstiti della rete urbana della Cegat, ospitati dal dicembre 78 all'interno dell'area ferroviaria, dove fino al 2017 erano visibili all'interno della collezione del museo ferroviario. Qui vediamo invece le iniziative di Amici Gioventù Musicale Trieste, canzoni e spettacoli per allietare gli ospiti delle case di riposo, una chitarra in una foto d'archivio e l'immagine simbolo di una RSA. Lotta all'evasione Tari, ci spostiamo invece a Muggia, il dato inserito nel bilancio, recuperati 46.000 euro nel 2023 a Muggia. Le somme relative alla tassa sui rifiuti sono state incassate grazie al lavoro di accertamento e sollecito dell'ufficio dei tributi. Qui vediamo appunto il comune, la facciata del municipio di Muggia in piazza Marconi. Invece spostandoci a Duino Aurisina, lavori al via Malchina e a Aurisina Cave. Inizio d'anno con l'apertura di 2 cantieri nel territorio comunale di Duino Aurisina, entrambi su richiesta dell'acquedotto del Carso, che ha la necessità di realizzare nuovi allacciamenti idrici, quindi a Malchina e a Aurisina Cave. A Rupimpiccolo una persona è stata soccorsa dopo una caduta, intervento di 6 tecnici della stazione di Trieste, del soccorso alpino e dei vigili del fuoco ieri a Rupimpiccolo per soccorrere una triestina di 84 anni scivolata durante una passeggiata. Per lei sospetta frattura del femore. Andiamo ancora avanti, vediamo la pagina delle culture. Oggi è tardi al Miela, in scena l'ultimo spettacolo scritto da Pino Roveredo. A un anno dalla scomparsa dello scrittore, giovedì 18 gennaio, il regista Massimo Navone presenta il primo allestimento del testo inedito, un dialogo tra un uomo e la morte. Questo è il testo ultimo inedito appunto di Pino Roveredo. Lo interpretano Beatrice Visibelli e Alessandro Mizzi con Paolo Muscovi alle musiche, successo al debutto fiorentino. L'anniversario 3 gennaio del 54 nasceva la RAI con la voce di Fulvia Colombo, il suo primo annuncio appunto dei programmi RAI. In quella data iniziavano le trasmissioni della rete Ammiraglia, primo programma arrivi e partenze con Mike Bongiorno e Armando Pizzo. La RAI Radio Televisione Italiana inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive con queste parole: la mattina del 3 gennaio 54 alle 11 la prima annunciatrice RAI, Fulvia Colombo, diede il via alle trasmissioni televisive regolari nel programma nazionale, snocciolando tutto il palinsesto della giornata di quella che sarebbe diventata la rete Ammiraglia Rai 1. Il primo programma televisivo in assoluto fu Arrivi e Partenze, condotto da Mike Bongiorno e Armando Pizzo, mentre la sera stessa andò in onda la prima domenica sportiva, il più longevo dei programmi televisivi italiani. Questo giusto 70 anni fa, come è stato ricordato ieri anche dal concerto di Capodanno dalla Fenice, con un omaggio all'anniversario in un medley di sigle famose, anche se la TV nazionale aveva iniziato prima i suoi programmi sperimentali e avrebbe poi attraversato una serie di vite fino ad arrivare all'oggi sul limite del digitale e dell'intelligenza artificiale. Questo l'anniversario. Ancora una galleria d'arte in casa e l'angolo a Gorizia, ideato da Michele Dracek. Il curatore indipendente ha creato una home art gallery che apre con dipinti e opere su carta del tedesco Buckel. Qui vediamo l'articolo di Cristina Feresin sul Piccolo nella pagina delle culture. È tutto nuovo il Cigno Nero di Carola Puddu al Verdi di Gorizia e poi l'avventura di
bimbo di scena al Bobbio con Gattorno e De Rose. Qui vediamo appunto una delle scene. Andiamo ancora velocemente a vedere invece la pagina sportiva. Trieste, l'esempio arriva da Ruziere e Vildera, 10 giorni per decidere il ranking bianco-rosso. Nonostante la vittoria su Verona restano limiti e problemi, ormai certo un posto tra le top 4, il vertice rimane ancora lontano e noi abbiamo anche realizzato un servizio su questa rimonta a Verona e la vittoria nel finale proprio di Trieste. Sono stati decisivi Brooks, Ruziere e Reyes per quanto riguarda appunto questa partita di fine anno. Rivediamola insieme. Sulle mani il tifo della Pallacanestro Trieste che affronta questa sera Verona in casa con tantissima voglia di riscatto. Trova immediatamente la collaborazione il blocco di Candussi, va nell'angolo da Ruzier, bella penetrazione nell'angolo per De Angeli, fuori per Brooks, tripla a segno. Murphy impitturato per Udom, prova il tiro in svitamento e va a segno. Bossi 8 secondi, 6 secondi De Angeli in penetrazione fino in fondo, la finta, lo svitamento, il tiro sbaglia Vildera, tap-in e Trieste pareggia 23-23 dopo i primi 10 minuti di gioco. Poi va dall'altra parte nell'angolo Campogrande, il tiro da 3 punti, poi va da Candussi, lo scambio con Filoi, 7 secondi, 6 secondi, Filoi il tiro ignorante e uno dei suoi, Ariel Filoi, 35-25 più 10 in un amen di Trieste. Stefanelli vede Esposito fuori da Penna, dentro per Murphy, la rotazione, la circolazione di palla premia Verona che qui sale di colpi. Penetrazione sul lato sinistro, lo scarico fuori per De Vaux che ne ha sbagliate di tutti i colori e questa la mette. Tiro che sembra quasi un passaggio di Penna, poi dall'angolo però mortifero Stefanelli e Verona va sul più 5 con la sua tripla di tabella, va fino in fondo, poi decide di dar fuori a Ruzier, 3 secondi, il tiro, la tripla che conclude metà partita, 43 Trieste, 48 Verona. Vede Udom, dovrà inventare qualcosa contro Brooks, svitamento, fade away, tiro a bersaglio, Esposito, ottima circolazione, gioca bene Verona, Gazzotti a segno, più 12 Verona, time out di coach Christian, Trieste in crisi, Brooks, tiro da 3 punti a segno. L'abbiamo chiamato ed ha risposto. Ancora Ruzier, vede se c'è spazio per la penetrazione, s'arresta, tiro da 3 punti, Michele Ruzier che incita la curva, 53-59, 5 secondi, va Esposito, svitamento, avvicinamento a canestro e appoggiata esiziale il portoricano, pallone perso, recuperato e di nuovo perso, palla in mano De Vaux, si proietta in contropiede, vede Murphy, appoggiata sbagliata, il vetro, regalo di Verona, Trieste non può non sfruttarlo ora. Filoi per Reyes, questa volta a spazio, su di lui c'è Gazzotti, va a far vantare la propria superiorità fisica e serve Campogrande dai 5 metri, Luca la sbaglia, Filoi, rimbalzo, segna Justin Reyes, 72-73, Trieste è di nuovo lì, è di nuovo a contatto, riceve contro Reyes, qui duello fisico molto importante tra i due, va fino in fondo Esposito, Trieste torna in vantaggio 76-75, Filoi palla in mano, blocco di Vildera, il tiro da 3 punti di Filoi, Vildera appoggiata delicatamente a canestro, 81-77, De Vaux vuol prendersi lui la responsabilità del possesso, il tiro da 3 punti a bersaglio, canestrone di De Vaux, 6 secondi, Brooks deve prendere l'iniziativa, vede Vildera fuori per Reyes, deve prendere la tripla, il canestro da 3 punti di Justin Reyes, c'è Stefanelli che vuol prendere un tiro, va nell'angolo da De Vaux, fuori bersaglio, poi il rimbalzo però di Udom, non fa fallo Trieste, 88-85, 3 di margine per Trieste, vuole il fallo Brooks ma la partita finisce qui, Trieste vince 88-85, partita sudatissima, tiratissima, risolta nel finale.
Allora, questa è appunto la partita che ci ha raccontato Marco Stabile. Ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, subito dopo saremo in studio, in realtà è già arrivato, con il Presidente del Consiglio Comunale di Trieste, Francesco Panteca, che saluto subito. Buongiorno, ma ci salutiamo fra pochissimo. A fra pochissimo, un po' di pubblicità. Bentornati a Sveglia Trieste. Allora, buongiorno, buon inizio d'anno al Presidente del Consiglio Comunale di Trieste, Francesco Panteca. Buongiorno, auguri a tutti i cittadini, a tutti i telespettatori del Friuli Venezia Giulia, perché noi voi trasmettete tutto il Friuli, ma in particolare io direi ai cittadini di Trieste. Benissimo. E voglio ripetere quel messaggio che quest'anno ho mandato un po' a tutti quanti, no? Quello di vola solo chi osa farlo, perché nella vita bisogna sempre osare e ci vuole forza e coraggio per fare questo, e i cittadini di Trieste ce l'hanno. Comunque vedremo nel 2024 come andremo, cosa faremo, cosa costruiremo in più. Che cosa succederà? Allora, Presidente, guardi, siamo già in collegamento con il nostro Gianluca Paladin, che si è recato sul luogo di uno dei vandalismi di cui ci dà conto oggi anche il Piccolo, in via San Michele. Sì. Allora, diamo subito la linea a Gianluca, al quale auguriamo anche un buon inizio d'anno e buongiorno. A te la linea, Gianluca. Buongiorno Laura, grazie, buon anno a tutti. Grazie Laura e buon anno anche al Presidente del Consiglio Comunale Panteca. Sì, hai ragione, siamo qui per sostanzialmente raccontare il bollettino danni che si manifesta a ogni Capodanno. Qui siamo in Largo Canal, per intenderci sopra via San Michele, proprio vicino alla nostra redazione. Come potete vedere questo è stato un vero e proprio atto di vandalismo, a quanto pare una fontana storica completamente distrutta, i pezzi sono ancora lì a terra accanto ad alcuni libri e riviste che vengono posati qua, perché questo è uno dei tanti luoghi della Trieste storica dove le persone si scambiano anche del materiale, come per esempio appunto riviste e libri. Forse dei petardi, dei botti vietati, forse altri motivi, però la statua appare intorno alle 2 di notte, secondo alcune segnalazioni pervenute dai residenti, è stata letteralmente distrutta. Vedete, praticamente non è rimasto più nulla della parte che fungeva a raccogliere l'acqua, e poi tutto è finito a terra. C'è anche una scritta: non toccare i pezzi della fontana. È stata chiamata la polizia e si muoverà il comune. Non sappiamo chi ha scritto questo, però insomma spiega bene che effettivamente ci dovrà essere un intervento, anche perché ci sono già i nastri che sono stati messi qui proprio a delimitare l'area del danno, e quindi poi sentiremo anche eventualmente le forze dell'ordine per capire se ci sono già delle risposte su questo vandalismo avvenuto nella notte di Capodanno. Questa è una zona, Laura, che per motivi sempre di cronaca siamo già stati qui a raccontare alcuni casi in merito proprio alla presenza di poche telecamere di videosorveglianza della zona in quest'area. Non so se c'è una telecamera a vista, non mi pare che inquadri esattamente il punto della fontana distrutta, però insomma questo è un tema che mi sentivo di far riemergere, visto che già una volta per un caso di cronaca proprio di questo avevamo parlato a Tele4, qui proprio nella zona di Largo Canal. Non è l'unico danno, Laura, avvenuto nella notte di Capodanno. Abbiamo visto anche che ci sono stati i soliti episodi caratterizzati dall'abuso di alcol. Per esempio un ragazzo, una persona, un motociclista si è schiantato nella notte in Viale Miramare facendo centro su dei veicoli in sosta. Pare che avesse un tasso alcolemico parecchio elevato, che avesse appunto festeggiato troppo per Capodanno, e di qui la perdita del controllo del mezzo. Non solamente questo, da rilevare anche alcuni interventi dei pompieri presso i cassonetti della spazzatura sparsi in giro per il territorio comunale, perché qualcuno pare si sia divertito a utilizzare
petardi, gettandoli anche dentro i cassonetti della spazzatura. Sappiamo che già dal 2017 esiste un regolamento comunale che vieta espressamente l'esplosione di questi materiali, riservando solamente a chi è di dovere gli spettacoli pirotecnici, come di fatto ci sono stati l'ultimo dell'anno, però non si possono scoppiare petardi a terra. Qualcuno purtroppo continua a farlo, e forse anche questo danno della fontana storica qui in Largo Canale sopra via San Michele potrebbe essere determinato proprio da qualcuno che ha deciso qui di scoppiare dei petardi, ma è tutto da vedere, potrebbe essere anche un vandalismo di altro tipo. Insomma, intanto queste sono prime indicazioni, chiaramente poi anche attraverso i servizi di Tele4 che raccoglieremo appunto il bollettino danni da Capodanno verrà tutto raccontato al meglio. Farò un rapido spassaggio magari anche a Roiano fra poco, Laura, perché anche lì è successo qualcosa, non so se hai già mostrato questa mattina, casomai possiamo farle vedere dal nostro PC. Hanno lasciato anche parecchio materiale esplodente, petardi e scatole di petardi sparse per la piazza che c'è proprio lì della chiesa di Roiano. Forse è stato danneggiato anche qualche gioco per bambino che viene lasciato lì in pubblica fede, appunto perché tutti ne possono usufruire, quindi adesso andremo a vedere anche se è già stato ripulito tutto in quella zona e magari riprendiamo anche quel fatto. Nel complesso, e poi chiudo e vi restituisco la linea, nel complesso è stata una nottata abbastanza tranquilla rispetto a tante altre città d'Italia, sono pochi i danni che si sono registrati. Trieste si è comportata bene da questo punto di vista, le persone si sono godute la festa, il brindisi in piazza, e insomma per fortuna raccontiamo pochi danni, anche se, ripeto, danni come questo sono gravi. Parliamo anche di una zona importante della città dove ci si scambia riviste e libri, e poi insomma una fontana storica, quindi è sempre grave un danno del genere. Laura, da questa immagine io ti restituisco la linea, ci ricollegheremo da un altro punto della città a breve. A te, Laura. Va bene, grazie per la puntuale cronaca Gianluca Paladin. Abbiamo visto, no, questo atto di vandalismo. Mi trovo d'accordo Gianluca Paladin quando parla che confronto a tante altre città non è successo niente di particolare, ma io dico sempre possiamo sempre migliorare, l'inciviltà la dobbiamo sempre combattere, specialmente in situazioni come questa, il vandalismo su una fontana che non ha fatto niente quella fontana, no? Allora questa poca responsabilità, questa inciviltà di fare determinati danni non mi trova per niente d'accordo, perché queste sono cose che dobbiamo combatterle come città di Trieste. Per questo motivo sarà sempre il mio impegno e mia cura di portare avanti queste iniziative per cercare di dirimere, no? queste situazioni. È vero, per capire insomma chi è stato e perché lo ha fatto, no? Sostanzialmente poi anche un bel luogo simbolo di uno scambio di... queste, sono sempre bravate, non c'è un motivo particolare perché quello viene fatto, perché è una mancanza di civiltà e di responsabilità. E allora quando questi due elementi non funzionano, non viaggiano insieme, succede questo, perché magari uno ha bevuto un po' in più, allora succede che facciamo le nostre bravate e con le conseguenze che poi è anche un monumento, un qualche cosa di irreparabile, perché non può tornare più quello che poteva essere una volta, anche se il comune provvederà poi a risistemare la zona, ma comunque resterà sempre il danno, resterà questa culturale. È una cosa brutta. Infatti è vero, è proprio questo il lato più brutto di questa vicenda, di vicende come questa. Naturalmente appunto il nostro Gianluca Paladin andrà anche a vedere nella zona di Roiano che cosa è successo. Ci sono stati segnalati anche tanti botti fuori norma, no? Perché c'era lo spettacolo pirotecnico che è una cosa, quello organizzato appunto. Sì, noi facciamo tante norme, facciamo le ordinanze, questo si può fare, quell'altro non si può fare, però dopo alla fine nel complesso cosa succede sempre? Non dovrebbe succedere, ma succede sempre, però dobbiamo continuamente vigilare su questa problematica. Arrivare a eventi zero sarà molto difficile, però insomma dobbiamo provarci anche questo con l'educazione, ma anche le famiglie stesse, perché tanti di questi danni che sono stati fatti da ragazzi, no? Sono bravate fatte da ragazzi, come
come è successo in Piazza Unità, come è successo a Rogliano, come è successo in altri posti. E l'incidente che parlava sono sempre i ragazzi, perché magari bevono un po' di più e perdono un po' poi qual è il controllo, il controllo personale, no? Quello di sapersi comportare. È vero. Allora, fra l'altro c'è anche il video del piccolo, non so se riusciamo a farne vedere un pezzo proprio della manifestazione, no? In Piazza Unità d'Italia, insomma è andata anche bene, no? Come ultimo giorno dell'anno e saluto all'arrivo del nuovo anno. Qui vediamo appunto il conto alla rovescia, la piazza gremita, tante persone, insomma tutti si sono sicuramente molto divertiti con questo colpo d'occhio spettacolare. Lo stiamo vedendo appunto qui nel video del quotidiano Il Piccolo, e qui i fuochi che partono, appunto quelli di cui parlavamo, quelli ufficiali veri, insomma. Quelli ufficiali veri no, a mio avviso non creano tanto disturbo nella cittadinanza e negli animali, perché sono fatti su molaudace, limitati, no? Anche nel sono anche limitati. Sono arrivate un sacco di segnalazioni per i fuochi, per carità. Nel futuro dobbiamo cercare sempre di migliorare, no? Di creare meno problemi. Quest'anno non è stato possibile intervenire su questo, ma vediamo nei prossimi anni cosa riusciamo a fare. Ma per quanto riguarda la manifestazione, volevo farle i complimenti all'assessore Giorgio Rossi, perché lui è molto bravo in questo, nell'organizzazione di tutti gli eventi culturali, gli eventi tematici anche come questo, no? E che anche questi tramandano un po' quella che è la cultura nazionale, la cultura cittadina, arrivare al nuovo anno con questo sistema, perché in passato un po' si era anche persa questo, e mentre Giorgio Rossi ha grande capacità su questo. Io volevo, ha recuperato, appunto, no? Questo tipo le ho voluto fare proprio oggi, con l'inizio dell'anno, farle proprio i complimenti per il lavoro che sta facendo. Benissimo. In tema proprio di inizio dell'anno e anche di fine dell'anno 2023, lei ha fatto la conferenza stampa, no? L'abbiamo vista di fine anno, per tracciare un pochino il bilancio, però era soprattutto proiettata agli impegni, no? che ci aspettano, che vi aspettano da adesso in poi. Quali saranno gli impegni principali su cui appunto lavorerete? Intanto incominciare a costruire già dal 1° gennaio il nuovo bilancio, e poi man mano che come ho già detto anche in conferenza stampa, ci sarà ovviamente la cabinovia da portare avanti, e ancora non abbiamo documenti che sono arrivati negli organi istituzionali per la valutazione di come possiamo organizzarli, e poi ci saranno tutte le variazioni, perché poi è stato fatto il bilancio, ma poi adesso bisogna anche ridistribuire alcune poste, insomma, nel modo più adeguato, no? Ci saranno più contributi, insomma, sia da parte della Regione sia da parte nazionale, poi rimettere in giro tutte queste poste di bilancio. E quindi sarà questo, insomma, la partenza, diciamo così. Sì, la partenza, no? È questo. Intanto la vera partenza del Consiglio Comunale sarà quella di trattare tutti gli ordini del giorno collegati al bilancio del 2024 che non sono stati trattati durante le 3 sedute di bilancio. Per questo li tratteremo nel primo Consiglio utile, sia quelli collegati al DUP sia quelli collegati proprio al bilancio vero e proprio. Sarà questa, insomma, la novità. Sì, beh, ce ne sono anche abbastanza. Ce ne sono tante. Sì. Adesso non ricordo il numero, ma io penso sui 50-60 sicuramente ci sono, per questo dovremmo trattare anche quelli. Anche questi. Non sono state sedute tranquillissime, no? Le ultime, insomma, come sempre. Le sedute... Nella normale dinamica maggioranza-opposizione, diciamo così. Le sedute, secondo me, devono essere un po' sempre animate, no? Vivaci. Perché questo ci comporta dalla parte dell'opposizione una crescita, ma anche da parte della maggioranza, perché tu quando ricevi è improprio dire attacchi, ma comunque delle sollecitazioni
sull'operato che tu stai facendo, non fai altro che andare a migliorare e studiare un po' perché mi viene detto questo e cercare di contrastare, perciò dalle due parti è sempre positivo. Io lo dico sempre, ma lo dico non solo da oggi, lo dico da una vita. Allora, abbiamo una telefonata, la sentiamo subito. Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno e buon anno. Laura e Presidente Panteca, sono Claudio Visentini. Oh, buongiorno, Claudio, il primo dell'anno. Ecco, mi piace iniziare quest'anno nuovo della benemerita rubrica televisiva Sveglia Trieste citando il Presidente Mattarella, che punge sui diritti al lavoro e alla salute, e mi riferisco in particolare ai tempi biblici delle liste di attesa. Mentre per il lavoro so che il consigliere comunale Luca Salvati ha depositato alcuni giorni fa la richiesta di convocazione della commissione per parlare del tema dei lavoratori, nello specifico delle guardie giurate che prestano servizio nei tanti portierati, con contratti fiduciari spesso sottopagati. Il problema infatti non è circoscritto solo agli operatori museali dell'Europromos. Grazie Presidente, se può dare una risposta a me e ai tanti telespettatori. Buon lavoro. Grazie Claudio, grazie davvero, buon anno anche a sua moglie. E allora, i temi che sono stati ripresi dal Presidente Mattarella, no? Quelli del lavoro, la salute. Sì, ho ascoltato anch'io il discorso del Presidente, che ho molto apprezzato. Per rispondere adesso a Claudio, sicuramente io questa mozione che il consigliere Salvati ha presentato non la conosco, ma comunque in questi giorni appena inizierò vedrò un po' come organizzare questo tipo di lavoro. L'attenzione non è solo da una parte, l'attenzione noi ce l'abbiamo in tutti questi settori, lo abbiamo dimostrato proprio con Europromos. Con Europromos abbiamo fatto una grande operazione per salvaguardare quelle che erano le parti economiche dei lavoratori. Per questo anche in questo caso andremo a analizzare quelle che sono le problematiche degli altri lavoratori. Sicuramente sarà oggetto di discussione, ma non solo di discussione, ma vedere anche come cercare di migliorare no? certe problematiche non è mai semplice, no? Perché poi sono tutti a catena, per questo è difficile poi intervenire su uno e poi e così sicuramente ci sarà l'attenzione di questa amministrazione comunale a partire già da oggi, appena io andrò e vedrò la documentazione che è stata presentata. Comunque grazie Claudio, e questa è una priorità anche di questa amministrazione. L'abbiamo dimostrato, lo dimostreremo ancora. Allora, c'è anche un'altra telefonata. Quando si ricomincia esattamente come sedute, diciamo, del Consiglio? Adesso, la data deputata, precisamente quando si inizia ancora lo dobbiamo decidere, perché io non domani ma prossimo mercoledì, subito dopo l'Epifania, convocherò una capigruppo per fare un po' il punto. In questi giorni costruisco un po' quello che il pacchetto che dovremmo portare avanti e poi attraverso il confronto con la conferenza capigruppo deciderò poi come organizzare i lavori del Consiglio Comunale. Allora, alla telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Dottoressa Bucarella, buongiorno a lei e al suo ospite e tanti auguri a tutti voi di un inizio anno e anche a tutta la redazione. Auguri anche a lei, grazie. Prima ho un attimo ascoltato che stava leggendo il Piccolo Quotidiano. Sì. Allora, mi dispiace che chi occupa le istituzioni della Repubblica Italiana continui a comportarsi in modo illegale. Prima sul Piccolo si parla di annessione nel 1954, però si è anche richiamato il trattato di pace. Io consiglierei per l'ennesima volta di leggere il trattato di pace, di leggere il memorandum di Londra, di leggere il trattato di Osimo, così da mettere una pietra sopra all'annessione dell'Italia nei riguardi del territorio libero di Trieste.
perché chi occupa le istituzioni sa benissimo queste cose. L'articolo, anche il primo comma dell'articolo 10 della Costituzione, nel bellissimo discorso che ha fatto il Presidente Mattarella l'altra sera, era pieno di bellissime parole, però che non trovano concretezza nel territorio libero di Trieste. Diritto, rispetto della Costituzione, democrazia, libertà. Qua siamo derubati oramai proprio da 70 anni. E nessuno ha il coraggio di alzare la voce, a parte pochi. Per fortuna che oramai le cose non si decideranno più né a Trieste né in Italia, che è il più bel paese del mondo ma rovinato dalla politica, e poi citerò il titolo di un articolo dell'aprile dell'altro anno, Aprile sul piccolo. E sarà deciso tutto quanto in Europa e su scala internazionale. L'articolo di Francesco Iori, aprile del 2022, diceva: il virus della burocrazia tentacolare che soffoca imprese e cittadini da oltre 150 anni e non esiste antidoto. Purtroppo l'oceano del debito italiano è stato creato da tanti piccoli rivoli di corruzione, collusione, e lo vediamo quotidianamente pubblicato. Grazie Fulvio, buona giornata. Diceva appunto Presidente... Meno male dico che ci sono queste persone che sopperiscono a tutte queste problematiche nazionali, internazionali, quasi non ci fossero. Comunque io ogni volta mi ripeto e dico sempre la stessa cosa: dovete stare tranquilli, l'istituzione, la politica, che è una cosa seria. La politica in politica non si gioca, si può giocare su alcune tematiche, alcune cose, ma la politica è una cosa seria. E noi la facciamo seriamente, noi siamo l'istituzione, carissimo signor Claudio, se non sbaglio, no? Sì. Signore, noi siamo l'istituzione, lei deve stare tranquillo, o voi dovete stare tranquilli, perché noi rispettiamo le leggi dello Stato, e per questo i cittadini di Trieste sono tranquilli su questo. L'ho detto altre volte, lo dico ancora adesso, e lo ripeterò ancora se mi farà ancora queste domande. Ci scrive Giorgio Machesic: buongiorno cara Laura, buon anno a tutti. In riferimento al cosiddetto ritorno di Trieste all'Italia, volevo ricordare che il prossimo 15 settembre ricorrerà anche il 79esimo anniversario della Costituzione del territorio libero di Trieste. Sarebbe opportuno che il Presidente Panteca lo ricordasse anche in Consiglio Comunale. Certamente, certamente, ma ci mancherebbe, è già in programma nelle iniziative del Presidente di organizzare qualcosa anche in Consiglio Comunale per questa particolare ricorrenza che è l'annessione di Trieste all'Italia, no? Allora, avevo pensato, per dire la verità, a fare qualcosa di molto significativo in Consiglio Comunale, ma sto ancora valutando le varie ipotesi. Per questo dire adesso, non so, parlando di un concetto all'interno del Consiglio Comunale, parlare di altro, magari poi si verifica un'altra cosa. Per questo poi, appena avrò le idee chiare, incomincerò anche a pubblicizzare questa cosa, perché è giusto che poi al momento dell'avvicinamento all'evento anche i triestini debbano sapere quelle che sono le nostre iniziative. Comunque grazie per il suggerimento. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Franco Lega dall'Udine Nord. Buongiorno Franco. I triestini e anche i friulani. Buongiorno. Auguri per le nuove festività. Dai. Allora voglio dire, vi pisiate addosso ogni momento, ogni giorno, ma date ascolto al signor Fulvio, mi pare che sia. Sì, Fulvio. Invece di leggere il quotidiano, lì il piccolo, che tutti possono leggerlo, basta andare a prenderlo in libreria, in cartoleria. Cosa dice questo trattato? Possibile che siete collusi e concursi con questo andazzo di cose. Appoggia Fulvio, va bene. Le cose come la gente, come le persone, come i cittadini vi dicono di fare. Non lo so, fate
a modo vostro. Abbiamo trovato una sponda anche da Udine. Diano una mano, ma la vuol smettere? Va bene, grazie Franco, buona giornata. Allora, noi dobbiamo andare velocemente dal nostro Gianluca Paladin che sta documentando altri atti di vandalismo in quel di Roiano. Signor Franco non sa che noi qualcosa della Lega d'Ottavo, qualcosina sappiamo, qualcosa facciamo sempre, perché facciamo noi sempre. le leggi le rispettiamo. Esattamente, questa è la risposta direttamente a Franco. Allora, intanto vediamo appunto i giochi per bambini, quindi particolarmente odioso questo vandalismo, vandalizzati a Roiano. C'è il nostro Gianluca Paladin con il quale ci colleghiamo subito. Buongiorno Gianluca di nuovo, sei a Roiano, insomma dietro la chiesa, no? Se non mi sbaglio. Non lo sentiamo? Vediamo se riusciamo a ristabilire subito il collegamento, altrimenti andrei in pubblicità, perché la pubblicità incombe, e lo vediamo il collegamento subito dopo, a fra pochissimo. A fra poco. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste, allora sempre in compagnia del Presidente Panteca, il Presidente del Consiglio Comunale e c'è anche in collegamento il nostro Gianluca Paladin, fra poco ci colleghiamo nuovamente con lui da Roiano appena sarà pronto e intanto volevo, non so se è possibile, eccolo, lo vedo, allora andiamo subito da Gianluca. A te la linea Gianluca. No, non ti sentiamo Gianluca, non so se c'è qualche problema con l'audio, ecco qui, adesso sì, adesso ti sentiamo. Adesso dovreste sentirmi. Sì, come perfetto. promesso Laura siamo ricollegati da Roiano dove c'è la chiesa, per intenderci, perché è arrivata un'altra segnalazione. Qui siamo dietro nell'area giochi della chiesa di Roiano dove purtroppo anche qui bisogna segnalare atti di vandalismo, forse proprio intercorsi nella notte di Capodanno. Guardate per esempio questo gioco, tenete conto che questi sono anche giochi, alcuni di questi che poi vengono donati ai bambini più piccoli o comunque giochi lasciati alla pubblica fede, quindi ovviamente tutti ne possono usufruire. Vedete qua, adesso vado per ipotesi, pare quasi che qualcuno abbia testato la potenza del petardo inserendo in questo gioco che prima rappresentava appunto questo piccolissimo triciclo che prima rappresentava anche un viso qua nella parte davanti, che è stato completamente distrutto. Qui ci sono ancora tra l'altro per terra i segni delle cartucce dei petardi esplosi, e poi tra l'altro l'ho notato proprio adesso, credo faccia parte dello stesso gioco. Qui c'è il pezzettino della faccia che è stato divelto con la potenza del petardo. Credo che corrisponda comunque un danno che purtroppo segnaliamo. Intanto lo appoggio qua, credo che faccia parte di questo gioco, e per terra ci sono ancora un po' di immondizie, cartacce varie, pacchetti di sigarette, lì un'altra cartina di petardi che appunto sono stati utilizzati anche in questa parte della piazza. Mi tengo la linea per qualche minuto Laura, perché insieme a Guido Indri facciamo un po' vedere tutta la piazza. Adesso ci spostiamo nella parte davanti dove ci sono altri segni di vandalismo. Lì tra l'altro c'è una ruota di triciclo rotta lì in fondo, non so se era già così o anche questo magari è un danno da attribuire ad atti di quella notte, della notte di San Silvestro, ma di questo non sono sicuro, però insomma segnaliamo che c'è anche quel danno. Andiamo verso il centro della piazza, o meglio andiamo davanti alla chiesa, poi tra l'altro anche qui sopra, come potete vedere, sono rimasti dei segni della presenza di chi ha scoppiato petardi, materiale esplodente. Qui vedete ci sono ancora credo pezzi di scatole di petardi annerite. Qui credo che questo sia il residuo esploso proprio di un petardo, questo cilindrico qui, quelli che io chiamavo mini ciccioli, i petardi quelli piccoli, non so come vengono chiamati qua a Trieste, io ero abituato a chiamarli così. Si chiamano così anche qui a testimoniare che
Ecco, grazie Laura, anche qui a testimoniare che c'è stato lo scoppio di tanti petardi in questa zona. Andiamo verso l'albero di Natale, andiamo a vedere anche la situazione che possiamo mostrare proprio in piazza, altri pezzi qua di raudo, forse questo è un raudo, un altro petardo, il Magnum, scusate, questo è un petardo Magnum, quelli un po' più grossi, un po' più potenti dei mini ciccioli per intenderci, che possono anche, insomma, se non si sta attenti, possono provocare anche danni gravi se esplodono per esempio in mano. E come vedete la piazza forse è stata parzialmente ripulita, però qualche segno del passaggio che c'è stato di festa, magari un po' esagerata per così dire, della notte di Capodanno ancora si vede. Non mi pare di notare danneggiamenti per quanto concerne la zona dell'albero allestito qua, anche con i disegni tra l'altro dei bambini che loro stessi avevano appunto decorato l'albero con tanti disegni, come vedete, no? Palle d'albero di Natale di carta, e poi insomma il presepe con le formine di carta lasciato qua sotto. Qui non mi pare che ci siano danni, se non che però vedo altri pezzi di mini ciccioli oppure petardi Magnum, quindi anche qui qualcosa è scoppiato. Questo per continuare a raccontare un po' il bollettino danni per quanto concerne la notte di Capodanno. Andiamo a far vedere un'ultima cosa, stavolta ci spostiamo verso il pane quotidiano, quindi andiamo oltre la chiesa, perché anche lì ci avevano segnalato con del materiale che poi lo vedremo anche nei nostri servizi del telegiornale. Ci sono arrivati dei video che proprio testimoniano come era presa la piazza fino a ieri mattina, dove c'era veramente parecchio disordine. Comunque mi pare di vedere che da questo lato della piazza invece è tutto pulito, non vedo danni di alcun tipo da segnalare. Vediamo se più avanti, davanti al pane quotidiano, ci sono ancora elementi che fanno pensare appunto a altri petardi scoppiati proprio qua in zona, compresa poi l'immondizia che viene lasciata ovviamente in tutti questi casi per terra. Non mi pare di vedere criticità in questa area, quindi questa credo che sia, Laura, la zona che è stata forse più ripulita. Segnalata, qui siamo davanti al pane quotidiano, un posto di ritrovo molto frequentato, esatto, quindi insomma segnaliamo che quest'area invece è più pulita, è stata smaltita l'immondizia. Forse ho visto, aspetta, mi avvicino, vado a vedere, sì, c'è ancora un petardo qua per terra, aspetta che mi avvicino io alla telecamera. Qui per terra c'è ancora un pezzo di Magnum che è stato scoppiato, un altro grosso petardo qui vicino ai tavolini, vicino al pane quotidiano. Questo è quello che è successo nella notte di Capodanno. Ovviamente dovremo appurare al meglio la situazione. Le segnalazioni sono pervenute, chiaramente fanno riferimento ai festeggiamenti dell'ultima notte dell'anno, su questo non c'è dubbio. Sono stati danneggiati i giochi per i bambini e l'immondizia lasciata a terra per tutta la notte. Poi è iniziata ieri la fase di pulizia, forse non è ancora stata completata, c'è ancora qualche detrito a terra. Questo, Laura, quello che abbiamo raccolto per quanto concerne le segnalazioni di ciò che è successo la notte di Capodanno. Poi attraverso i nostri servizi vedremo tutto quanto anche al telegiornale delle ore 13:20 a quello delle ore 19:30. Vi restituisco la linea. Grazie per il momento a Gianluca Paladin. Però, insomma, da quello che vediamo non sono successe grandi cose. Non grandi cose, appunto. È sempre bene però tenere sotto controllo la situazione. Per esempio, questo mi fa piacere anche il fatto che l'amministrazione sia intervenuta presto anche sulla pulizia. Per pulire un po', tempestivamente. Buongiorno e buon anno, ci scrive il signor Giovanni. Sono anni che a Roiano, proprio il 1° gennaio, si vede questo casino. Dice lui, razzi sparati fra le case, che se entra in un appartamento volevo vedere cosa succedeva. E siamo ancora qui a dire che faranno qualcosa. Fate i fuochi musicali, se il comune fa i fuochi non dà buon esempio e creda che i fuochi dal molo danno fastidio. Insomma, c'è sempre il dibattito, no? Su fuochi sì, fuochi no. Infatti un anno è stato fatto in modo diverso, quest'anno invece siamo tornati un po' all'antico e non si può accontentare tutti quanti. No? È difficile accontentare tutti quanti sulle varie
varie tematiche che ci sono, no? Perché un po', diciamo che i fuochi d'artificio sono un po' la tradizione che si è consolidata negli anni, poi cioè andare a sradicare certe cose è anche difficile, perché chi ci tiene a fare quello, chi ci tiene a fare... E questa è la situazione che ci faceva vedere con una foto il signor Giovanni, però appunto di Roiano, evidentemente di ieri, però appunto l'abbiamo appena visto, in realtà è stato ripulito, no? È stato abbastanza ripulito. L'inciviltà non va mai bene, ma su questa cosa mi trovo d'accordo, signor Giovanni, per carità, non è... Ci chiede invece Luca, vorrei chiedere al vostro ospite se può dare informazioni puntuali circa l'apertura del parcheggio costruito con l'asilo nell'area dell'ex caserma della Polstrada, proprio là a Roiano. La situazione posteggi a Roiano va via via peggiorando, dice Luca, e quindi aspetta con ansia evidentemente questa apertura. Signor Luca, allora per quanto riguarda quella zona, come l'assessore Lodi ha avuto modo anche di informare, i primi di febbraio inizieranno i lavori del verde, per questo subito dopo quello là sicuramente poi sarà tutto aperto. Allora, buongiorno Sveglia Trieste, quelli che distruggono i beni comuni, scrive Nevio, sono dei vandali, quelli che lasciano in abbandono i beni comuni, come si può chiamarli? Questa è la domanda di Nevio, un po' provocatoria. Poi c'è anche la vignetta di Capodanno di Marco Inglaro, vediamo se riusciamo a farla vedere. Allora ecco qui la vignetta, ormai SE 2024 in tutto il mondo, manca solo Alaska, Messico, Samoa, Udine, Gorizia, a Monfalcone che ha detto che farà. Si riferisce ovviamente allo slittamento in alcune città a noi vicine proprio per le condizioni meteo. A Gorizia ad esempio è stato fatto ieri. No? Laura, volevo tornare, fare un passo indietro su quello che sugli addebiti che venivano fatti prima, sia dal signor Fulvio sia dal signore di Udine, non mi ricordo come si chiama. Franco da Udine, sì. Franco da Udine. Io non sono contrario a trattare queste tipologie di argomenti, ma fate bene. Secondo me si sbaglia quando poi si dicono sempre le stesse cose, poi quando si diventa aggressivi. Se voi credete che il territorio libero sia un qualcosa che vada bene per Trieste e che sia necessario applicare questo, ma combattetevi con gli strumenti necessari, con gli strumenti giusti, ma non così, andando a essere aggressivi. Con tutte le mattine io ascolto, ogni volta che ascolto Sveglia Trieste c'è sempre un'aggressività verso la politica, come se la politica fosse un male assoluto in queste tematiche, mentre invece la politica sta qua per ascoltare i cittadini e quelli che sono anche i diritti dei cittadini di Trieste. Per questo, se volete portare avanti questa tematica, ma portatela avanti non così, io direi così è la cosa più sbagliata, come voi lo state facendo, ma con degli approfondimenti e con le attenzioni giuste anche a livello istituzionale. Secondo me potete dare un servizio, ma così credo che non faremmo o non farete tanta strada. Poi anche per vedere in qualche modo così all'attenzione, no? I propri argomenti. Io mi sono sempre combattuto per le mie cose, sa sempre, ma con degli approfondimenti anche professionalmente, perché questo così lo devi fare, altrimenti... Allora, un po' cade nel vuoto, no? L'appello. Allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, buongiorno, sono Daniela. Daniela, buongiorno. Capito sempre male, sono 17 minuti in attesa perché c'era la pubblicità. Mi dispiace, c'era anche il collegamento, vabbè. Dica pure, Daniela. Parto con una piccola premessa e poi faccio la domanda che mi interessa. Allora, riguardo ai fuochi, io proibirei la vendita ai privati e le spiego anche il perché. A parte tutti i danni che succedono a bambini, perdono vita, occhi... È un casino, diciamo, se mi permette la parola. Poi io ho una cagnolina che soffre, nonostante gli ho dato i fiori di Bach per tranquillizzarlo già un mese prima, cioè è a rischio infarto. Qua vicino a casa mia hanno iniziato a buttarli al mattino del 31 e ancora ieri li buttavano. Adesso io non capisco perché devo stare in ansia, spendere soldi che comunque non costano poco, perché la gente, mi scusi, tra virgolette, è molto ignorante. Cioè non si possono buttare i fuochi alle 6, all'1 del pomeriggio, cioè è una cosa, io li proibirei ai privati. Questo parlo io. Sono proibiti questi già, signora? Lo sarebbero in realtà, no? E cosa bisogna fare?
Questo è il discorso. Allora, la domanda però è un'altra, mi scusi se esco un po' dal segnato, prego. no? Siccome io, come tante persone, tra virgolette, ignoranti, chiedo, che sicuramente il signor Panteca sarà più informato di me, che si parla del portafoglio digitale che vedrà il debutto nel 2024, cioè il borsellino elettronico dove saranno contenuti tutti i nostri documenti. Le pongo questa domanda, se può essere un po' più chiaro, magari così spiega anche alle persone che non ne capiscono niente, che sono un po' più anziane, tipo mia mamma, e che non ha neanche un telefono adatto, le dirò la verità, non sa neanche usarlo, perché in Nigeria praticamente hanno già adottato questo sistema e praticamente si dice tra virgolette, che chi rifiuta l'identità digitale avrà il blocco della SIM. Io mi chiedo adesso, visto che c'è questo terrorismo, se il signor Panteca è più informato di noi e ci spiega questo IT wallet, e le spiego anche il perché faccio la domanda. Il mio telefono è molto vecchio, quando ho visto sulle mie applicazioni, prima di tutto questo che vi sto dicendo, questo wallet, mi sono chiesta chissà che applicazione è questa, cioè nel senso, io le sto dicendo che non so quanti anni ha il mio telefono, ne ha parecchi comunque, infatti funziona bene, funziona male. Se lui sa darci magari un po' di tranquillità o una spiegazione, tutti questi documenti, se uno non avrà il telefono adatto, oppure se uno perde il telefono o se uno in quel momento le cade la batteria, possono succedere varie cose, come farà? Se è tutto raccolto dentro questo portafoglio digitale. Ho capito. E sono preoccupazioni che condividiamo, no? Perché insomma le novità non sono mai facili da affrontare, non ci sono, e quindi non ci sono le idee chiarissime su infatti questa, è vero signora Daniela. Chiudo, però penso che se tanta gente non lo accetterà, perché non vedo la gente molto propensa ad accettare tutto questo, soprattutto gli anziani, cosa succederà anche? Tutto chiaro, ancora bene non lo sappiamo, però è chiaro che è una novità, come tante altre novità, che andrà affrontata, no? Proprio a partire da quest'anno. Grazie comunque Daniela per aver portato all'attenzione questo tema. Questo è un argomento che tocca un po' tutti quanti, sia delle vecchie generazioni sia le nuove generazioni, e quello che è successo poi con lo SPID, è successo infatti con tutte queste cose. La preoccupazione è legittima, no? Sì, la preoccupazione è legittima, certamente poi non sarà all'inizio, non saranno delle cose drastiche, bisogna arrivarci, no? Piano piano, come è successo con tutte le altre cose, bisogna arrivarci. È solo quello che io non condivido, che stiamo continuamente cambiando a livello centrale, una volta lo SPID, una volta io, una volta e un'altra. Adesso sembrerebbe che tutti vanno a confluire nell'app di io. Sono tutte queste cose che non si riescono a seguire. Allora, finché non ci sarà un quadro ben definito su questo, venire qua anche poi spiegare nel dettaglio a cosa andiamo incontro, a cosa che noi dovremmo fare, ma anche per venire incontro alle persone più anziane, anche se direi persone più anziane a volte io vedo che sono più bravi dei giovani, per questo tutti quanti ci sappiamo adeguare, perché ormai diciamo che nell'era digitale tutti quanti ci stanno entrando, e per questo sono tutti, tranne pochi, che ovviamente dobbiamo vedere come poterli andare incontro anche a questi. Tranne pochi, insomma, gli altri sanno fare. Per questo io la vedo positivamente questa apertura nel mondo digitale, solo che in questo momento non si riescono a dare dei dettagli, almeno per quanto mi riguarda. Dopo magari anche su questo farò un ulteriore approfondimento con le nuove normative che ci sono state, così eventualmente possiamo poi approfondire anche questa tematica nelle altre puntate, ma poi di Sveglia Trieste, ma in generale. Certo, infatti, ma questo poi sarà anche cura vostra, penso. Anche nel corso dei telegiornali, magari anche con qualcuno più esperto di noi, no? Che ci spieghi magari come funziona nel dettaglio, sicuramente l'oggetto di un servizio che faremo. Allora, c'è un'altra telefonata, prima volevo leggere ancora qualche mail. Allora, c'era
già da un po' Piero che scriveva dicendo grandi titoli sui quotidiani di sinistra, mica riguardanti gli atti di blasfemia rivolti ai vari presepi oppure ai morti e feriti causati da imbecilli con i botti, neanche rivolti alla guerriglia in piazza Milano, tutto in merito a un colpo di pistola partito accidentalmente da un membro di Fratelli d'Italia. Insomma, se la prendeva con i giornali che usano un po' due pesi e due misure. La superficialità di alcune situazioni poi li sviluppiamo in termini politici, che questo lo dovremmo evitare tutti quanti, solo che quando non abbiamo argomenti ci attacchiamo anche a queste cose, in modo che se uno è stato superficiale, io credo, non è che tutti siamo armati, comunque sono delle cose che possono succedere, per questo io non credo che bisogna poi crocifiggere questa persona, addirittura leggevo, mi sembra stamattina, chiedendo le dimissioni da parte di questo del deputato o senatore. Allora, buongiorno e buon anno a Laura e al suo ospite, complimenti a entrambi, ci scrive Roberto, per l'infinita pazienza, educazione e professionalità. Grazie Roberto e infine auguri a tutte e le quattro. Grazie, ricambiamo gli auguri. Grazie, altrettanto, buon anno. Altrettanto. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Tina, la ringrazio. Tina, buongiorno. Auguri di buon anno a lei e al suo ospite. Anche a lei. Sono felice che ci siete, perché attraverso la vostra trasmissione si possono fare delle cose importanti. Volevo attraverso voi ringraziare la polizia motorizzata di Via Rivoltella che per la loro competenza, professionalità e gentilezza, perché ho avuto un incidente e sono stati veramente qualcosa di indescrivibile. Di solito hanno paura delle forze dell'ordine, invece la loro educazione, la loro gentilezza, la loro professionalità hanno fatto sì che superassi un momento un po' così. Non facile, certo. E poi anche la dottoressa Lucia Trionfo della Guardia Medica, che ho avuto bisogno del loro intervento, eccezionale. Lei ha fatto tutto e ha svolto tutto e mi sono ritrovata con la medicina salvavita a casa. Meno male, signora. In un momento in cui la gente è un po' così, come posso dire, innervosita, così, insomma... Un po' insofferente, no? È vero. Brava, ha ragione Pina. La chiamerei professionalità. Sì, trovare delle persone così è un balsamo per il cuore e desideravo ringraziarle. Ci fa tanto piacere che l'abbia fatto attraverso di noi, perché è una bella cosa, un bel modo per cominciare l'anno. Grazie. Se mi permettete, volevo dire due parole sulla polizia locale, perché la polizia locale, da così come è stata organizzata, io, e lo dico con cognizione di causa, ho fatto io l'operatore di polizia, sono molto professionali, sono molto preparati, sono stati abituati ad avere il contatto con il cittadino e avere anche queste preparazioni di base a saper trattare col cittadino, che non è semplice, no? Perché noi generalmente vediamo, specialmente la polizia locale, come colei che viene là, mette la multa sulla macchina, ma non è così. Ci sono tante professionalità all'interno della polizia locale e mi voglio congratulare con questo. Ho avuto anche modo di scrivere al comandante della polizia locale per rappresentarlo, rappresentare questo mio sentimento, che è qualificato, nel senso che ho fatto, so che funziona e so quello che loro stanno facendo e sono molto professionali. Grazie ancora. Ringraziamo e ci associamo a questo ringraziamento. C'è un'altra mail di Sonia che dice: tutti si lamentano dei fuochi fatti dal comune. Beh, non tutti, insomma. Io abito a San Giacomo e, dice Sonia, c'erano tanti fuochi d'artificio. Abito da anni in questo rione, ma non ho mai visto tanti fuochi d'artificio molto grandi, sono durati un mucchio di tempo, fin esagerati, dice. Sì, ma queste dobbiamo cercare di evitare questo, perché ovviamente il Comune di Trieste deve dare esempio
come in tutte le cose non le fa il comune, non le devono fare anche gli altri, però secondo me eliminare anche tutte le tradizioni, perché non va bene, no? Perché finché li fa solo il comune, fa un determinato tipo di fuoco d'artificio e può andare bene, se lo fanno tutti non va bene. Quello che diceva la signora, alle 6 di mattina incominciano a tirare petardi, no, infatti, che sono vietati, però la gente è difficile, no? Come vedete è difficile educare su questo, non è che i fuochi del 31-12 a mezzanotte sono stati quelli la causa che poi fanno tutto il resto, no, non è così, perché la gente purtroppo c'è l'inciviltà anche su questo, di fronte alle normative e alle ordinanze del comune non vengono rispettate, perché dovresti mettere un operatore di polizia a ogni angolo della strada per poter controllare queste cose. Visto che questo non è possibile, ci dobbiamo rivolgere ai nostri cittadini di cercare, e principalmente ai genitori, perché poi sono i ragazzini che fanno più, tirano petardi per strada, di evitare di comprare o di fornire i figli di petardi che poi vanno a disturbare la cittadinanza, ma principalmente poi sono gli animali, perché quelli che ne risentono più di tutti. Vedremo cosa possiamo fare ancora. Più di vietarli è difficile e fare altro. Non è semplice, è vero. Allora, un'altra telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. E auguri. Auguri anche a lei, buongiorno. Cos'è così? Io ho sentito che in Piazza Unità ha suonato con la musica da Torino, non c'è nessuno di triestino che va per i bar a suonare, e andare a cercarla a Torino? Vabbè, la band era di Torino, questo intende? Sì. Ho capito. I triestini non sanno suonare? Beh, no, ma questa bisogna variare un po', no? Era la proposta, però c'era anche ad esempio il nostravissimo l'altro anno mi sembra Mercù, che sono di Trieste. Che vanno per i bar di Trieste a suonare tutto l'anno, potevano dare qualche soldino a qualcheduno. Vabbè, però sono stati molto graditi, mi pare, no? Questi da Torino. Ma però prima perché pensare per i nostri cittadini. Per i nostri ragazzi magari che fanno musica, valorizzare un po' di però più. queste, no, vede, queste cose sono anche, io dico, sono momenti di crescita, perché noi prima di dare solo ai cittadini triesti dobbiamo anche cercare di crescere su questo. I nostri devono anche poter apprezzare anche dagli altri, no? E magari anche migliorarsi. No, ma grazie, ma queste sono tutte cose che vanno benissimo, vanno anche con i vari lavori che vengono fatti a Trieste, no? Certe volte dicono prima i triestini, sì, vabbè, ma certe volte non ci sono i triestini che si propongono per fare quello, no? Non dico in questo caso, insomma, faccio un esempio generale così, perché questa è la domanda sovente che ti viene fatta, perché noi siamo i primi per dare i primi triestini, se è possibile, perché normativamente al 99% gara, insomma, per affidare gli appalti, lo sappiamo. Allora, grazie al Presidente Panteca per essere stato con noi, ci aggiorni sempre sui lavori poi del Consiglio Comunale, quindi mercoledì prossimo vi vedete per la capigruppo, poi stabilirete come andare avanti. No? Casomai poi vi aggiornerò anche su questo e su quello che saranno le decisioni. Benissimo. Volevo ringraziarvi a tutti quanti voi, anche di Tele4, per il servizio che date non solo alla città di Trieste, ma un po' tutta la regione. Siete molto bravi, siete molto, mi piace molto utilizzare questa parola professionalità, perché la professionalità merita sempre, ci mette in una condizione di dare vera informazione alla cittadinanza. Grazie ancora per quello che fate. Grazie a lei, davvero ancora auguri e buon lavoro per il nuovo anno, e noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria fra pochissimo. Auguri ancora.
Trieste, siamo in compagnia del capogruppo di Adesso Trieste in Consiglio Comunale, Riccardo Laterza. Buongiorno, ben arrivato. Buongiorno, grazie per l'invito e auguri a tutte e tutti di buon anno. Grazie, auguri e grazie di essere qui con noi a iniziare insomma, questo nuovo anno, questa nuova annata. Oggi proprio sul giornale c'è la replica diciamo, alle parole di Piazza di fine anno, gli auguri insomma, per il 2024 da parte dei principali gruppi dell'opposizione, tra cui anche naturalmente Adesso Trieste, insieme anche al Partito Democratico. Allora, che cosa non va nel discorso che ha fatto Roberto Di Piazza e nell'augurio insomma, per il 2024, per il lavoro da fare? Ma intanto un dato generale, quando si fa un'intervista di bilancio come quella che ha rilasciato il sindaco prima di Capodanno e si parla sostanzialmente quasi esclusivamente al futuro, significa che forse di cose che sono state effettivamente fatte nel corso di questi anni ce ne sono pochine. E stiamo parlando di un'intervista che arriva stiamo andando verso la metà del mandato, ma stiamo parlando di un sindaco che, come è noto, ha avuto modo di amministrare la città per molti anni, quindi questo è già un primo dato abbastanza chiaro, si butta un po' la palla in tribuna e si evita di parlare dei problemi veri della città. Quando poi si vanno ad affrontare temi che, come noto, sono fortemente divisivi, ma direi che la divisione in questo caso è tra chi in questo momento amministra la città e la stragrande maggioranza delle persone, come per esempio il tema dell'Ovovia, si dicono addirittura delle inesattezze molto gravi, perché appunto il progetto ormai è in piedi da tempo, e dire per esempio che ci sono solo 3 piloni tra Bovedo e Opicina quando in realtà sono 15 è per esempio un dato che evidenzia o la non conoscenza di un progetto che si sta portando avanti, che appunto che la maggioranza sta portando avanti ormai da un bel po' di tempo, oppure il totale disinteresse a sapere quale sarà l'impatto effettivo di questo progetto. Dice il sindaco che un giorno si è messo con una sedia a contare le auto che passano ogni giorno per strada del Friuli e per via Commerciale. Quello che mi sono sentito di dirgli è di fargli questa proposta di tornare insieme su quelle strade e di chiedere alle persone che passano di là ogni giorno se sarebbero disponibili, una volta aperta questa nuova infrastruttura, a cambiare le proprie abitudini di mobilità, perché questo è il problema. Stiamo parlando di un'opera che si basa su dei modelli teorici che ovviamente hanno una loro validità teorica, appunto, ma che vanno misurati anche con la realtà dei fatti, cosa che non è mai stata fatta. Quindi tutte quelle previsioni di traffico che alla stragrande maggioranza delle persone paiono assurde, effettivamente molto probabilmente lo saranno, avrebbero dovuto essere appunto poi verificate con per esempio una sorta di indagine, chiamiamola di mercato, no? Per capire effettivamente quali potrebbero essere gli utenti potenziali dell'opera. Questo per dire che non è solo un'opera fortemente impattante, ma è anche inutile dal punto di vista trasportistico e in quanto tale diventa in qualche modo insostenibile anche dal punto di vista economico, e rischia di gravare sulle casse del comune. Poi i temi ovviamente toccati dall'intervista sono tantissimi, a me ne hanno colpito in particolare 2. Uno è il tema, la questione del silos, drammatica direi. Silos. Il sindaco dice, beh, ma io mi occupo già dei minori stranieri non accompagnati, non è che posso occuparmi di tutto. Intanto il comune si occupa dei minori stranieri non accompagnati non per gentile concessione di qualcuno, ma perché si tratta di un obbligo di legge, per legge, no? Che tra l'altro deriva da convenzioni internazionali, quindi insomma, stiamo parlando di un tema evidentemente molto, molto importante. Per quanto riguarda invece la situazione del silos, la questione che forse non è stata abbastanza approfondita è che non si tratta soltanto di, ed è il tema principale ovviamente, di un problema di mancato riconoscimento della dignità di centinaia di persone che sono costrette a vivere in quelle condizioni inaccettabili, ma è anche, e forse qua magari non riuscendo a toccare le corde, diciamo, del buon cuore di qualcuno, si possono toccare le corde un po' più utilitaristiche di qualcun altro. Si tratta anche di un problema di salute e di igiene pubblica, perché parliamo di persone che magari vanno a dormire e stanno per buona parte del tempo al silos, ma che poi ovviamente circolano in città, insomma, certo, in particolare nella zona di Piazza Libertà, ma in generale
in città, ed è evidente che se sono costrette a vivere in condizioni igienico-sanitarie pessime, questo è un problema innanzitutto per loro, ma è un problema anche per tutti noi, ecco, se la vogliamo mettere su un piano più, più di interesse quasi egoistico, per cui dire che non è un problema del quale ci si vuole occupare, esatto, che non è un problema della collettività, significa fare un grande errore. C'è poi un altro aspetto, ce ne sarebbero, ripeto, tanti, però ce n'è anche un altro che mi ha colpito, si parla della questione della caserma, dell'ex caserma di Via Rossetti, e lì ecco, c'è da evidenziare quello che è successo nel corso dell'ultima parte dell'anno, in particolare nell'ambito della finanziaria regionale, dove sostanzialmente la Regione, dopo aver assegnato l'anno scorso, quindi il 2022, delle risorse al Comune per poter ristrutturare quell'area, ha fatto una scelta inversa, cioè ha tolto quelle risorse al Comune e le ha assegnate all'EDR, che sarebbe l'ex provincia, diciamo, sostanzialmente l'ente che è andato a sostituire la provincia. Mi sembra un dato abbastanza emblematico anche della fiducia che l'amministrazione regionale ripone nel Comune, cioè nella capacità del Comune di fare le opere pubbliche, che mi sembra sia stata ampiamente dimostrata come molto bassa nel corso di questi anni. Insomma, l'elenco è lungo: Galleria Montebello, piscina terapeutica, acquario, Ponte Verde di Ponte Rosso, Cubone di San Giovanni, tram de Opcine, insomma si potrebbe andare avanti a lungo. Quindi la Regione ha tolto quest'opera al Comune, ma il dato più grave, che penso interessi molto anche i residenti della zona di Via Rossetti, insomma dell'area tra Via Rossetti, Viale d'Annunzio e Piazza Foraggi, è che se questo progetto viene messo in mano all'EDR significa che si vuole andare avanti con l'idea assurda di voler centralizzare tutte le scuole lì. Le scuole, no? Cioè di voler mettere 7.000 studenti medi e tutti i dipendenti, insomma tutto il personale scolastico di tutte le scuole superiori cittadine in Via Rossetti. Stravolgendo un po' il traffico, la circolazione. Beh, no? Sicuramente quello è il primo impatto, no? Dal punto di vista del traffico, dal punto di vista urbanistico, è una scelta ben poco saggia, ecco, per usare un eufemismo. Quello che bisognerebbe fare dal nostro punto di vista è sì, magari valutare la centralizzazione di alcune, soprattutto di alcune succursali, penso magari a quelle del Galilei e del Petrarca che hanno la sede centrale lì a fianco, ma di immaginare degli usi misti per quell'area, quindi di combinare delle funzioni diverse, come tra l'altro prevede già il piano regolatore. E sarebbe l'ennesima volta che non si rispetta una previsione urbanistica che è stata scelta dal Comune in passato e che poi al momento opportuno, quando bisogna effettivamente fare le cose che sono previste su carta, poi si sceglie di fare qualcos'altro senza ragionare appunto dell'impatto complessivo, che in questo caso penso sarebbe negativo sia per chi deve andare a scuola ogni giorno e farebbe una fila chilometrica in Via Rossetti per poter solo entrare a scuola, ma anche per chi lì ci abita, insomma, magari vorrebbe che quel pezzo di città venisse effettivamente restituito anche all'uso banalmente, insomma, da parte dei residenti. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Buongiorno. E ho telefonato per fare gli auguri di buon anno a lei e anche al suo ospite. Grazie, auguri anche a lei. Volevo solo dire una cosa, perché ogni volta tirate fuori il silos. Sì. Lei sa chi abitava nel silos a suo tempo? Sì. Certo, gli esuli istriani, lo so. Gli esuli istriani. Eccola, certo. E perché era tutto pulito, tutto tenuto bene? Questi non hanno cosa fare tutto il giorno. Almeno aiutatevi, che il cielo vi aiuta, se per voi c'è il cielo. No, voglio dire, fanno da mangiare, si mettono lì. Ma perché non cercate di tenerlo un pochino più in ordine? Pochino più in ordine, più pulito. Capito. Guarda, signora, se posso permettermi, io so per esperienza diretta, perché l'ho visto con i miei occhi, che le persone che sono costrette a frequentare quel luogo si organizzano anche per quanto possibile per tenerlo, anche perché è ovviamente nel loro interesse non vivere nella sporcizia e nel degrado totale, però si può rendere anche conto che essendo una struttura abbandonata e non avendo queste persone dei grandi mezzi per poterla tenere in condizioni decenti, ovviamente la situazione è quella, però ecco, non penso che sia un problema legato a chi è costretto a viverci la situazione di degrado, è un problema legato all'assenza di alternative decenti.
Non credo che nessuno faccia piacere vivere in quelle condizioni. Immaginiamo, fra l'altro abbiamo documentato più volte anche noi, no? Con i nostri servizi, andando a vedere che effettivamente insomma, in qualche modo si organizzano per fare dei turni, cercare di cucinare qualcosa, magari fare anche qualche lezione di italiano da parte di qualcuno che lì dà più tempo, e già questo insomma è un problema, no? Il fatto che ci sia già qualcuno da tanto tempo, da aver addirittura imparato l'italiano, insegnandolo a sua volta agli altri che arrivano. Allora, ci sono anche delle mail, ma mi dicono che devo andare in pubblicità. Allora andiamo subito in pubblicità e ci vediamo subito dopo, fra poco. Allora, bentornati in diretta, Sveglia Trieste, siamo sempre in compagnia di Riccardo Laterza, capogruppo di Adesso Trieste, e ci sono tante mail che arrivano, ma anche una telefonata, la sentiamo immediatamente. Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Sono Silva da Monfalcone. Silva, buongiorno. Prima di tutto buon anno a lei e al suo ospite. Buon anno anche a lei, grazie. Volevo dire solo una cosa al suo ospite, che parlava che è difficile tenere pulito il silos. Per conto mio, basta consegnare dei sacchi neri invece di buttare le immondizie tutte per terra, perché quando lo fate vedere è in condizioni disastrose. Non so, forse fate vuotare i sacchi neri perché in qualche maniera ci commuovono e chiediamo per loro un'altra ospitalità, ma se una persona alla quale, anche se dorme al silos, non può vivere in quella sporcizia. E poi le racconto un fatto che mi è successo in questi giorni. Aspettavo in stazione a Monfalcone il treno, ho visto una signora, non voglio dire modo di colore, che si è soffiata, non ho preso il treno perché sono stata proprio male con lo stomaco, si è soffiata il naso nelle mani, e senza fazzoletto, senza niente, e poi ha sposto la mano nei contenitori dove si mettono le cartine, quelle cose lì in stazione a Monfalcone. Allora cosa gli mancava ai sacerdotini? Hanno una cultura completamente diversa ed è colpa veramente della sinistra, di tutte le persone che abbiamo. Ma guardi signora, non penso possa. Adesso le risponde Silva, grazie. Grazie. Buongiorno Silva. Questo è il problema culturale, che è una versione che ho già sentito più volte. Si sente sinceramente io spesso. Sì, mi sembra una visione un po' strana della realtà, nel senso, faccio un esempio concreto, si è parlato spesso negli ultimi mesi del problema del degrado di Piazza Libertà legato al fatto che le persone che stazionano lì per molto tempo nel corso della giornata facevano i propri bisogni in giro, no? E la tesi appunto di chi evidentemente è d'accordo anche con l'ascoltatrice, con la telespettatrice, diceva che era un problema di natura culturale. Ma è evidente che se non c'è la possibilità di andare in bagno, di espletare i propri bisogni in un posto adatto, come dire, la situazione poi diventa quella. Allora, visto che insomma, si parla sempre si parla purtroppo molto spesso di questioni negative, mi permetto di segnalarne invece una piccola positiva, che dopo tanta insistenza da parte di tanti, anche da parte nostra di Adesso Trieste, sia in circoscrizione che in Consiglio Comunale, dove più volte abbiamo proposto anche con degli emendamenti puntuali al bilancio di installare dei bagni pubblici in Piazza Libertà, finalmente qualche giorno fa questi bagni pubblici sono stati installati. Non sono credo ancora attivi, andranno allacciati alla rete fognaria e ai servizi nei prossimi giorni, ma è un passo avanti, perché evidentemente se c'era, ed è evidente che ci fosse un problema anche qui di degrado, ma anche di condizioni igienico-sanitarie pessime, non solo al silos, ma anche nell'area di Piazza Libertà, il fatto che adesso ci siano dei bagni, che saranno a breve spero funzionanti anche, sarà un passo avanti e dimostrerà, secondo me, che non si tratta evidentemente di un problema culturale, di tradizioni o qualsiasi altra cosa, ma un problema molto concreto di assenza di alternative che fino ad adesso aveva costretto centinaia di persone a stare in condizioni pessime, che purtroppo resteranno tali perché ci sono ancora tante altre cose da fare, ma almeno su questo piccolo aspetto, forse anche grazie
all'insistenza, ripeto, non solo nostra ma anche di altri, è stata fatta una scelta di buon senso, perché poi stiamo parlando di questo. Purtroppo il tema si presta, penso, a grandi strumentalizzazioni politiche, dove, insomma, politica nel senso peggiore del termine, ecco, cioè di polemica gratuita, ma in realtà si tratta di una questione che andrebbe affrontata con estremo buonsenso e concretezza, come, ripeto, in questo piccolo caso è stato anche fatto alla fine. Alla fine, di quello che diceva Silva, salvando appunto il discorso, forse anche magari l'adozione di sacchi neri per la spazzatura, sono tutte piccole cose che magari potrebbero aiutare, no? Chiaro, è chiaro che sono piccoli palliativi. Sì, diciamo che di base stiamo parlando di un'area che ovviamente, al di là della sporcizia, al di là delle condizioni igieniche, non dovrebbe essere nemmeno accessibile, perché si tratta di un edificio fortemente degradato, a rischio anche crolli potenzialmente, che peraltro si sarebbe dovuto ristrutturare già ormai da decenni, penso, per il quale c'è un accordo di programma che è fermo da anni. Anche su questo ogni tanto il sindaco viene qui, soprattutto nelle interviste serali a Ring, e racconta che ci sono investitori, che ci sono nuovi progetti, nuove idee. Purtroppo noi in Consiglio non abbiamo ancora la possibilità di sapere nulla di concreto su questo. Forse sarebbe, con tutto il rispetto ovviamente per il lavoro che svolgete voi qui a Tele4, però anche, diciamo, sarebbe opportuno che anche nelle istituzioni, nei luoghi informali si potesse discutere e confrontarsi su questi progetti. Detto ciò, il problema numero uno è che quelle persone non dovrebbero stare lì, ma dovrebbero avere delle condizioni di accoglienza abitative dignitose, o anche, e quello è l'altro grande tema sul quale si sta facendo ancora troppo poco, essere trasferite in altri luoghi in Italia, perché è evidente che tutte le persone che arrivano dalla rotta balcanica a Trieste non possono essere accolte in maniera adeguata in una sola città, devono essere evidentemente distribuite. E uno dei problemi che ha determinato il sovraffollamento del Silos è stato proprio quello dell'assenza di adeguate previsioni di trasferimento. E stiamo sempre, ricordo, parlando di istituzioni che in questo momento sono governate dalla stessa maggioranza politica, quindi non si può neanche dire che ci siano dei conflitti o delle divergenze, ecco, da questo punto di vista. Evidentemente a qualcuno conviene che il problema non venga risolto, perché così ci si può speculare in maniera molto becera dal mio punto di vista, dal punto di vista elettorale. Affrontare invece il problema con buon senso e concretezza vorrebbe dire appunto risolverlo in maniera vera. Allora, leggo qualche mail, sono tante quelle arrivate al nostro indirizzo. Ci scrive Roberto: visto che siamo in Europa mi pare assurdo parlare di TLT o confini vari, invece più che mai attuale il bisogno di una zona franca integrale che comprenda tutto il territorio provinciale per risolvere le crisi industriali in atto, rilanciare l'economia triestina e tutelare le nostre particolarità, dice Roberto. Sonia si scusa, ha dimenticato di farci gli auguri, ma ringraziamo e facciamo a nostra volta gli auguri. Roberto scrive: buongiorno e buon anno a tutti e tutta Trieste, spero che le opere da fare e finire vadano avanti, perché non invitate il sindaco di Monfalcone a Sveglia Trieste? Beh, lo faremo, insomma, l'abbiamo anche fatto ultimamente e torneremo ad invitare Anna Cisint. Poi c'è una cosa che nel 2024 non cambierà sicuramente, scrive un altro Roberto, un altro cognome: il lamento noioso dei triestini sempre e comunque. Vabbè, quello insomma fa parte del nostro DNA probabilmente, però allora, poi lo stesso però, no, questo è Nevio che scrive: buongiorno Sveglia Trieste, quelli che distruggono i beni comuni sono dei vandali, quelli che lasciano in abbandono i beni comuni come si può chiamarli? E ci propone insomma questo parallelo, no? Evidentemente insomma riferendosi agli amministratori, immaginiamo. Certo, sì, beh, la situazione del patrimonio di proprietà del comune, che insomma, parlavamo prima dei lavori pubblici che in questi anni hanno avuto delle grossissime difficoltà, e non solo per motivi tecnici, perché poi anche qui molto spesso la scusa, la giustificazione che si trova è che appunto si tratta di questioni sulle quali la politica può fare poco. E questo refrain che viene ripetuto più volte, secondo me è anche uno dei motivi per cui poi le persone evidentemente si interessano poco alla politica stessa, tanto da non andare anche a votare, insomma, quando ci sono le scadenze elettorali, perché se è chi amministra la città che per primo dice sostanzialmente che sui problemi che vengono
posti dalle persone non si può fare nulla, evidentemente si alimenta un circolo molto vizioso di disinteresse e di disimpegno, mentre invece in realtà in molti casi la politica, purtroppo, perché poi le cose vanno male, ci mette lo zampino come dire, in maniera sbagliata. Penso per esempio al caso della Galleria Montebello, perché in quel caso lì c'era un progetto già pronto che prevedeva dei lavori molto più semplici e che probabilmente si sarebbero conclusi molto più rapidamente e con un costo inferiore per l'amministrazione. Il sindaco in quel caso si è impuntato su quest'idea, poi non realizzata, questo è importante sottolinearlo, di fare i lavori senza chiudere mai la galleria, no? Il famoso cassero, brucone, o come è stato chiamato in vari modi. Questa è un'idea che è stata imposta dalla politica agli uffici, gli uffici hanno cambiato il progetto, hanno seguito questa indicazione, poi come è noto ha vinto un'azienda con un ribasso del 18%, che già qua forse doveva allarmare più di qualcuno, e il resto direi è storia nota, con dei ritardi clamorosi per un'opera che ha avuto poi un impatto anche molto consistente, insomma, sulla qualità della vita di tanti rioni della città. Questo per le opere che poi fortunatamente alla fine si sono realizzate, ma poi ce ne sono tantissime altre ferme e tantissimi altri beni immobili di proprietà del comune che sono in totale abbandono. Da questo punto di vista anche qui, se vogliamo vedere qualche aspetto positivo anche nell'ultima parte dell'anno, è stato recentemente discusso il documento di programmazione. Uno degli emendamenti accolti dalla maggioranza proposti dall'opposizione riguarda il regolamento dei beni comuni urbani, cioè il fatto che il comune di Trieste, come altri comuni già hanno fatto negli anni passati, si debba dotare di un regolamento che permetta di chiarire come la cittadinanza può contribuire al mantenimento e anche al rilancio, no, di beni, di aree che magari il comune da solo non è riuscito in questi anni a valorizzare. E questo sarebbe un importante passo avanti. Speriamo ovviamente che la cosa venga presa seriamente dalla maggioranza, che ci venga presto fatta una proposta di regolamento. Ce ne sono tanti molto avanzati in varie parti d'Italia, penso a Bologna, a Torino, ma insomma anche tante altre tanti città. Esempi, no? È un modo concreto per dare la possibilità a chi ne ha un interesse di contribuire alla gestione del patrimonio, che non è il patrimonio di chi amministra la città in questo momento, ma è il patrimonio delle triestine e dei triestini. Allora, dobbiamo dare spazio alla telefonata, poi andiamo in pubblicità. Ho visto anche nel preview il nostro Gianluca Paladin che si preparava per un nuovo collegamento. Intanto la telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Ciao Loretta, sono Silvio Cantarin. Silvio Cantarin, buongiorno, buon anno. Volevo farti tanti auguri di buon anno a te, tutto lo staff e anche all'amico là. Ecco. Grazie buongiorno. Silvio. Auguroni. Auguri, grazie mille. Ciao. Ciao, buon proseguimento di anno nuovo, insomma una bella telefonata da parte di un nostro affezionato telespettatore che era solito cantare con Pilat, no? Il sabato mattina. Allora, vediamo se ci possiamo collegare con Gianluca. No, mi dicono che è il momento invece della pubblicità, ancora qualche istante, ci rivediamo subito dopo. Bentornati a Sveglia Trieste, ancora in compagnia di Riccardo La Terza, e ora ci colleghiamo con il nostro Gianluca Paladin che si è spostato in Piazza Unità. Infatti stiamo vedendo così nel preview, oltre allo stesso Gianluca, anche un po' i lavori di, così immaginiamo, smontaggio, no, del palco per quanto riguarda l'ultimo dell'anno. Allora, telelinea Gianluca.
Sì, grazie Laura. Operatori sul muletto al lavoro per rimuovere transenne e impalcature, altri operai sul palco. Questa è la scena dopo i magic moments dell'altra sera che hanno caratterizzato la festa in Piazza Unità, e adesso si provvede a sistemare tutto, quindi a sgomberare proprio la piazza che ha accolto i festeggiamenti per la notte di San Silvestro. Quest'anno si salva il presepe di Piazza Unità, che non ha subito danni. Sapete che purtroppo ogni tanto è capitato che subissero danni queste installazioni, come era successo alla testa della capretta, vi ricorderete, che era stata divelta in anni passati. Quest'anno si salva il presepe di Piazza Unità, sempre nel bilancio finale della conta danni di Capodanno, diversamente da quello che invece Laura, come immagino abbiamo già mostrato, è successo a Monfalcone. Dove invece purtroppo il bambino Gesù di Piazza della Repubblica è stato distrutto, con conseguente rabbia e denuncia proprio del sindaco della città dei cantieri, Anna Maria Cisint. Qui invece in Piazza Unità danni non ce ne sono stati, o almeno per ora non sono pervenute segnalazioni, e quello che abbiamo visto con i nostri occhi mostra un contesto molto, molto tranquillo. Abbiamo già raccontato prima i vari danni avvenuti tra Roiano e Largo Canal per i botti di Capodanno che hanno danneggiato a Roiano i giochi per bambini e la piazza in generale davanti alla chiesa, mentre a Largo Canal, sopra via San Michele, purtroppo è stata distrutta la fontana storica, dove la gente si trova anche lì per scambiarsi riviste e libri. Abbiamo citato tra gli incidenti avvenuti quello in viale Miramare, dove appunto un motociclista con tanto di passeggero al seguito è andato a schiantarsi contro le auto in sosta perché ubriaco alla guida. Per fortuna, a parte i danni ai veicoli, nessun danno materiale alle persone. Un altro danno, un incidente invece automobilistico, è avvenuto in via Brigata Casale, sempre nella notte di Capodanno, anche lì per fortuna senza gravi conseguenze. E poi i cassonetti della spazzatura utilizzati come bersaglio per alcuni botti di Capodanno, che ricordiamo dal 2017 c'è il divieto con tanto di regolamento comunale per scoppiare i botti di questo tipo, però non sempre viene rispettato. Questo è un po' il bilancio generale, una nottata al di là di questi episodi relativamente tranquilla, se non appunto per quegli episodi di vandalismo che sempre rabbia fanno. A Roiano, lo vedremo nel nostro telegiornale, abbiamo raccolto anche la testimonianza di Luca, il gestore del pane quotidiano davanti alla chiesa di Roiano, che ci ha raccontato com'era invece lo stato della piazza fino a ieri, veramente disastroso per tutta l'immondizia, i residui dello scoppio di petardi lasciati proprio a terra, oltre ai giochi danneggiati quella notte. Questa è la situazione in generale. Da segnalare anche ingressi al pronto soccorso, Laura, per eccessiva assunzione di sostanze alcoliche, tra cui 3 minorenni finiti al Burlo Garofalo per una lavanda gastrica. Insomma, sappiamo che purtroppo ogni tanto capitano anche queste cose l'ultima notte dell'anno. Questo è il bilancio che abbiamo scelto di fare durante questa puntata di Sveglia Trieste in esterna. Laura, chiudiamo qui da Piazza Unità con le immagini che avete visto degli operai che stanno sgomberando la piazza proprio dall'impalcatura, dalle installazioni che hanno caratterizzato e ospitato la festa di Capodanno della notte tra il 31 e il 1° gennaio. Da Piazza Unità vi restituisco la linea. Grazie Gianluca, grazie per la puntuale cronaca appunto di quello che è successo. Abbiamo subito una telefonata, la sentiamo. Buongiorno, chi è in linea con noi? Sergio, buongiorno e un buon anno a voi. Sergio, a voi tutti e due. Buongiorno. A voi tutti di redazione. Bene, io volevo contestare una cosa qui, è il discorso della cultura che hanno i nostri ospiti clandestini. Io li chiamo clandestini perché uno che viene in Italia buttando via il passaporto per non farsi riconoscere già non mi va tanto bene. Ma dico, lei ha visto cosa c'è dietro il silos? Quanti soldi abbiamo speso ogni giorno in Piazza Libertà
alla mattina che veniva la Cegas a spazzare la piazza, e alla sera cosa succedeva con tutti quei bottini che ha messo il comune. No, non parliamo di cultura, per cortesia, di questi che vengono qua, che se ne fregano, che hanno inondato il Carso di stracci, di tutto, di più, di immondizie. Come possiamo parlare di cultura di queste persone che vengono qui, vanno a invadere spazi, diremo, privati, e se ne fregano di tutto, delle leggi, di tutto e di più? Non parliamo di cultura, questi sono selvaggi perché basta vedere in che condizioni si vestono e vanno in giro tutti sporchi, una cosa o l'altra, anche forse perché non avranno il motivo, c'è la possibilità di lavarsi, ma certo. Non parliamo di cultura. Forse sì. Forse è quello il Lei problema. ha visto cosa c'è dietro il silos? Lei ha visto cosa c'è dietro il silos? Mi risponda per cortesia. Sì, certo, sono stato di persona, ho visto con i miei occhi. E quella è la conseguenza dell'incuria di un'amministrazione che non vuole risolvere i problemi, perché le persone sono costrette a stare lì. Non parliamo così, è un'incuria di chi viene qui che butta tutto quanto per terra. Perché non ha un posto dove poter dormire, dove poter stare. Ma dietro il silos è una cosa gravissima. Indecente, sono d'accordo con lei, è una cosa indecente. Infatti bisognerebbe trovare una soluzione. Bisognerebbe trovarla sicuramente. Imporre, perché c'è un regolamento di nettezza urbana che dice che i terreni di qualsiasi proprietà devono essere tenuti in ordine. Certo. Sono decine, sono anni che quel terreno è carico. Ma io sono d'accordo con lei. Su questo sono d'accordissimo con lei, infatti è l'amministrazione infatti perché che non è sempre lasciato in quelle condizioni. Perché? Perché nessuno fa niente, nessuno denuncia la questione alla USL. Lo sporco che c'è dentro nel silo è fatto da quelli che sono dentro. Io in vita mia non ho mai buttato una carta per terra. Anzi, ma lei immagino abbia la fortuna di avere un posto dove andare a dormire la sera, ovviamente come ce l'ho io, come ce l'ha la conduttrice. La tengo, o la butto nel bottino, o la butto nella macchina, o la metto in tasca per vedere. Ma un'altra cosa volevo dire, e finisco, che venerdì hanno rubato a Trieste parecchie macchine, anche la mia. Questo mi dispiace. Ci dispiace. Niente. In che zona? E nessuno dice niente, perché quando svaligiano un appartamento c'è scritto sul giornale. Quando rubano guardi, non lo sapevamo neanche noi, è successo venerdì? Venerdì. Io che sappia ne hanno rubate parecchie, 2 sicuramente, e nessuno dice niente. Ma in che zona, mi scusi, non ho capito? In quale zona? Zona Romagna e quell'altra, adesso non mi ricordo dove abitava il signore, ma era anche in posto, diremo, privato. Hanno rubato 2 che io sappia, ma poi ho saputo che ce n'erano altre. E di questa situazione non parla nessuno, è una situazione grave. Certo, grazie di avercelo segnalato. La mia è finita in Serbia, si sa che c'è finita in Serbia. Ecco, nessuno parla, nessuno dice niente della gravità della situazione. No, anzi è molto grave. Grazie di avercelo segnalato, Sergio, e ci dispiace insomma, per questo fine inizio anno non piacevole sicuramente. Allora, ci sono anche, non so se voleva commentare quello che diceva Sergio, perché ci sono anche tanti altri interventi che riguardano proprio il silos. C'è Enrico che scrive: buongiorno, avendoli come coinquilini vi assicuro che sono sporchi per natura, visto le condizioni del mio stabile. Guida, poi ancora da anni assistiamo, no, questo non c'entra, soste selvagge in doppia fila, gente che non rispetta i divieti di sosta e di scorario, rendendo così difficoltosi sia i parcheggi per i residenti che le operazioni di carico-scarico per i rifornitori delle diverse attività. Dove sono gli agenti della Polizia Municipale? Questo è un altro tema. C'era un altro... Solo se posso una piccola chiusa su questo argomento, sperando poi magari di poter parlare ovviamente anche di altro. Io vorrei solo sottolineare una cosa: le persone migranti sono persone, come tutte le persone, come tutta l'umanità. Ci sono persone
buone, persone cattive, persone che si comportano bene, persone che si comportano male, criminali e non criminali. E quindi intanto ovviamente, come dire, la mia vicinanza al telespettatore che ha chiamato prima per questa situazione bruttissima nella quale si trova, insomma, perché subire un furto evidentemente non è affatto piacevole. Però per tornare invece al tema, che è un altro tema direi, flussi migratori, il problema è le situazioni nelle quali queste persone, ripeto, buone, cattive, brave, meno brave, si trovano. Perché il fatto di, per dire, veniva citato, buttare via i documenti, non farsi identificare, via dicendo, deriva da cosa? Deriva da un sistema nel quale non c'è nei fatti la possibilità di accedere legalmente, né nel nostro paese né in generale in Unione Europea. Allora il problema è che non essendoci canali legali d'accesso che potrebbero permettere un governo intelligente del fenomeno e quindi anche una distribuzione dei flussi, delle quote, trovare posti adeguati non solo per l'accoglienza ma anche per inserire queste persone nel mondo del lavoro, nell'economia e via dicendo, in assenza di tutto ciò è normale che ci sia, normale ma è grave ovviamente, che ci sia una situazione di illegalità, di degrado, di abbandono da parte delle istituzioni. Il fatto che il Comune non faccia rispettare l'ordinanza e i regolamenti del quale parlava anche il signore prima, sul fatto di mantenere il silo sul luogo intanto non accessibile al pubblico ovviamente, poi in condizioni decenti, è parte di questo problema complessivo per il quale c'è, come tra l'altro ha detto in maniera molto chiara il sindaco, c'è totale disinteresse da parte del Comune sul risolvere la questione. Io penso invece che chi pone il problema e chi l'ha visto anche con i propri occhi e chiede e propone anche delle soluzioni al problema, si sta occupando della questione da un punto di vista concreto e pragmatico, senza mettere, come dire, lenti ideologiche sulla questione. C'è un problema, va risolto, nei limiti ovviamente di quanto un comune può fare, e purtroppo il comune sta facendo molto meno di quello che potrebbe fare. Allora, c'è anche un altro tema che ci propone il signor Simone, dice: scrivo per il problema Luna Park, devono essere posti al di fuori delle zone residenziali perché causano grandi disagi. Sono un residente del rione di Chiarbola e stiamo impazzendo per trovare parcheggio, ci scrive. Grazie e buon anno. Insomma, immaginiamo, no, il disagio. Questo è un problema in realtà del quale ci siamo occupati anche l'anno scorso o addirittura forse 2 anni fa, perché in quel momento l'area che era stata identificata per realizzare il Luna Park di Natale era quella adiacente alla risiera. Nonostante ci fosse un parere contrario della commissione che gestisce la risiera e nonostante l'evidente, insomma, inadeguatezza dell'area, non solo perché anche quella è vicina a delle case, ma perché è vicina a un monumento nazionale che ricorda una delle pagine più tragiche, se non forse la più tragica del nostro territorio. Una scelta felice, esatto. Insomma, no? Quindi diciamo da questo punto di vista, per quanto in realtà si tratta di una soluzione provvisoria e al momento in realtà quell'area è ancora tra le aree che potrebbe in futuro ospitare un Luna Park, noi siamo ovviamente contenti che non sia più lì e che quindi ci sia stato mostrato maggiore rispetto per quell'area. Detto ciò, è vero quello che si scrive appunto nella mail, cioè va trovata una soluzione definitiva, quindi va trovata un'area adatta da tutti i punti di vista, quindi che sia ovviamente accessibile e quindi in qualche modo appetibile anche per chi organizza questi eventi, ma che non crei disagio alla popolazione residente, anche perché tra l'altro durano un bel po', insomma, infatti rimangono queste installazioni, quindi sì, ecco, noi siamo interessati anche in questo caso a collaborare ovviamente con l'amministrazione per trovare una soluzione definitiva che tuteli un po' tutti gli interessi della città. Anche chi magari appunto vuole divertirsi. Certo. Buon anno a tutti, anche al suo ospite, ci scrive Daniela. Proprio al consigliere La Terza rivolgo una domanda: che ne dice di questa violenza tra i giovani? Lei che è giovane, parli ai giovani, troviamo una soluzione. Io ho paura quando mia figlia esce per andare a ballare. C'erano varie risse per Capodanno in Piazza Unità, ci segnala questa mamma preoccupata, insomma. Sì, è un problema del quale tra l'altro ci è capitato più di qualche volta anche di discutere, insomma, in consiglio, anche perché siamo stati noi a portare, per esempio, dopo anni che purtroppo non se ne parlava più, il tema, la proposta dell'educativa di strada, quindi di interventi da parte
del comune, appunto, che non si limitassero ai luoghi di formazione, ai luoghi educativi, alle scuole, ai ricreatori, ai posti dove, diciamo, le persone vanno di propria spontanea volontà e quindi anche i giovani, appunto, possono avere una risposta in termini di aggregazione sana, di insomma, trasmissione anche di un modo di vivere insieme che sia un modo rispettoso degli altri. Il problema è che ovviamente questo tipo di interventi, quindi le scuole, i ricreatori e via dicendo, tagliano fuori molte persone. Persone che magari già vivono condizioni di marginalità, di difficoltà economiche, di difficoltà sociali in famiglia e che poi replicano magari anche dei modelli, per esempio dei modelli educativi che vedono a casa e li replicano anche fuori casa. Il fatto di avere delle persone qualificate ovviamente che possano intervenire, diciamo, nello spazio pubblico, cioè dove ce n'è l'esigenza, dove magari i ragazzi si incontrano, si aggregano e appunto poi in alcuni casi purtroppo hanno anche dei comportamenti non adatti, dei comportamenti che appunto replicano dei modelli anche di violenza e di non rispetto delle altre persone. Questo è un aspetto molto importante, cioè per anni, per più di un decennio a Trieste non ci sono state unità di educativa di strada, non ci sono stati educatori dedicati a intercettare e a coinvolgere chi appunto viene lasciato fuori dai sistemi tradizionali, chiamiamoli così, di educazione. È stata fatta una prima sperimentazione piccola in via Bonomo nel corso degli ultimi mesi del 2023. Purtroppo questa sperimentazione non è stata confermata dalla destra, dall'amministrazione. Questo per noi è un problema perché è evidente che si tratta di questioni molto gravi, molto urgenti, alle quali va data sia una risposta immediata, ma che non si può pensare di risolvere senza intervenire dal punto di vista educativo e quindi in tempi inevitabilmente più lunghi. Per cui una sperimentazione di pochi mesi non può bastare per dimostrare se un modello funziona o no. Meno, insomma, quindi su questo tema noi torneremo, lo proporremo non solo per via Bonomo, che peraltro è una situazione abbastanza particolare perché in quella zona si aggregano anche persone che sono seguite dal CERT, quindi non solo giovani, ecco, persone di tutta età, mentre invece ci sono tante altre aree della città che avrebbero bisogno di un intervento di questo tipo e ripeto, anche qui non si tratta di fare grandi ragionamenti ideologici, è un problema concreto che va affrontato con gli strumenti che il comune del quale il comune può dotarsi in maniera molto, appunto, ripeto, molto concreta, ecco, andando al sodo della questione. E indirettamente ha risposto anche Renata che scriveva: vorrei chiedere al vostro ospite se la presenza ormai diffusa di mini gang in città sia anche dovuta alla scarsa comunicazione tra genitori, scuola e servizi sociali. Insomma, sì, penso sia un anche pezzo questo, del problema. no? Sì, è un pezzo del problema. C'è Emanuela che ci conferma che anche a lei purtroppo hanno rubato l'auto proprio venerdì notte in zona Via Locchi. Quindi evidentemente insomma c'è stato un vero e proprio raid di ladri di auto. Allora una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, c'è qualcuno in linea? Vediamo se riusciamo a parlare con il nostro telespettatore. No, è caduta la linea. Allora, altre mail. Dunque, in Curia ci scrive Salvatore, al signore che è mai andato in giro per Trieste, anche dove non ci sono i cattivi clandestini, ha mai visto in che condizioni sono marciapiedi, aiuole, isole ecologiche. L'inciviltà è purtroppo oggigiorno comune anche a noi, fra virgolette, civili occidentali, scrive Salvatore. No? C'è anche questo aspetto, insomma, un po' di incuria. Poi ancora, dottor Laterza, faccia presente all'assessore Babuder, la prego, le condizioni del parco al laghetto di Basovizza. Grazie Pino. Quindi torna... Sarà mia cura segnalarlo. Magari faremo anche un sopralluogo. Ma quindi ci scrive invece un telespettatore che non si firma, se non possono accedere legalmente a un paese, se non posso accedere legalmente a un paese faccio ciò che voglio, sta giustificando la delinquenza con la mancanza di regolamenti? No, io non sto giustificando niente, io sto cercando di dare una spiegazione razionale a un fenomeno che mi pare esista, non dipende né da me né dalla persona che scrive il fatto che esistano o meno i flussi migratori anche illegali o forse soprattutto illegali.
Il punto è che esistono perché ci sono delle condizioni di necessità che spingono le persone a muoversi da una parte all'altra del mondo, condizioni legate alle guerre, ma non solo alle guerre, ovviamente anche a condizioni di povertà o di disagio economico, e se non ci sono delle risposte istituzionali adeguate si crea l'illegalità diffusa, che è ovviamente anche la base del vero e proprio traffico di esseri umani con il quale le mafie guadagnano dall'immigrazione illegale. Se si vuole sconfiggere in qualche modo l'immigrazione illegale bisogna creare dei canali legali d'accesso, non c'è altra soluzione. Poi possiamo ragionare dei dettagli e delle modalità, ma il punto è questo, che finché non si vuole riconoscere che c'è un problema e che va risolto in maniera logica e concreta, chi diciamo ci guadagnerà saranno da un lato ovviamente chi ci guadagna economicamente, dall'altro mi viene da dire anche chi ci guadagna politicamente e elettoralmente nello strumentalizzare questa situazione. Una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno Laura, sono Alba da Tenerife. Alba da Tenerife, buongiorno. A tutti. Fa caldo a Tenerife? Sì, Tenerife, un bellissimo sole vi mando. Qua. Che bello, dai, grazie. Ci arriva a 4.000 km in raggio, arriva. Allora vuol dire una roba. È arrivato. Tutti si sono influenzati, tutti che l'influenza Trieste una strage. Allora, visivamente una volta in televisione ho visto a Napoli per San Gennaro che veniva fuori la gente della Chiesa che si è andati per vedere. E allora uno che ha domandato a quelli della radio, dice scusi tanto, ma lei la credi in questo? Ma le dici, mi vengo, se ha fatto la mia preghiera, ma se lei che domanda qualcosa a San Gennaro, come la che domanda? E la dici www.sangennaro.com. E allora che forse a Trieste dovessimo anche noi www.sangiusto.com. Sangiusto.com. La grazia che questa povera gente si arresti un poco. Perché no? Potrebbe essere un'idea, dai Alba, perché no? Allora www.sangennaro.com, va bene? Va bene, San Giusto. Auguri a tutti, buongiorno. Auguri a lei Alba, beh, che bella voce squillante, insomma, da Tenerife dove fa caldo, ci ha mandato un raggio di sole. Allora, in tema proprio di informatica e persone di una certa età, diciamo, ci scrive Andrea, dice buongiorno Laura, buongiorno Riccardo, da una collaborazione tra il Comune e il quotidiano Il Piccolo sarebbe utile per buona parte della nostra popolazione locale la distribuzione gratuita in 2-3 uscite di un inserto guida al digitale e acronimi moderni, wifi, POS, PIN, PUC, SIM, eccetera, eccetera, insomma, home banking, un po' tutto, no? Mi immagino il cittadino anziano o il cittadino che ha meno familiarità col mondo del digitale, con i tanti acronimi con cui abbiamo a che fare e che si trova in certe situazioni spaesato, senza capire di cosa si parla, anche nel rapporto con gli uffici pubblici, l'INPS, la sanità, la scuola, gli enti pubblici. Valutare quindi l'opportunità e fattibilità di predisporre una guida gratuita per aiutare la popolazione più in difficoltà e capire di cosa si tratta e non lasciarla indietro nella disinformazione su questo aspetto della nostra società moderna. Mi sembra una buona idea. Mi sembra un'ottima idea che potrebbe magari associarsi anche al potenziare un po' le attività di supporto anche fisico, no? delle persone più anziane nell'accedere o insomma di quelle meno esperte dal punto di vista digitale nell'accedere a questi strumenti. Abbiamo le microaree, abbiamo i centri civici, abbiamo Io credo diverse... che anche Tele4 potrebbe fare magari un po' la sua piccola parte. In passato durante il lockdown magari ha fatto qualche lezioncina così di uso dell'informatica, quindi più che lezione insomma abbiamo invitato qualche esperto che ne sapesse più di noi per spiegare, raccontare un po' queste cose qua, quindi insomma non è male, no? Come idea. Allora una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno a lei, suo ospite, sono Gino. Gino, buongiorno. Volevo mettere in evidenza sul problema delle immigrazioni un aspetto. Sì. È evidente che l'immigrazione è un grande costo per la comunità dove essa si sviluppa. Per esempio a Trieste questi immigrati, questi che arrivano, sono lasciati alla ghiaccia, eccetera, perché non ci sono risorse sufficienti per assisterli. Questo perché esistono delle leggi internazionali europee che ci costringono a occuparci in questo modo e non ci danno la possibilità di fare cose alternative. Ora, siccome le risorse che noi percepiamo come Paese Italia derivano dalla Banca Centrale Europea
la quale non fa altro che stampare soldi dal nulla. Evidentemente nel contesto internazionale europeo la banca, che potrebbe erogare i soldi sufficienti per far sì che ci siano le risorse per trattare queste persone in maniera adeguata, non li vuole dare. Quindi il problema sale di livello. Cioè qua si sta definendo che si vuole politicamente destabilizzare le persone. Allora, è sfumata la telefonata, ma credo perché siamo giunti alla fine del nostro appuntamento. Allora invito magari il signor Gino a completare magari il suo discorso in una prossima puntata. Ringrazio Riccardo La Terza per essere stato con noi stamattina. Grazie per l'invito, ancora auguri a tutti. Ancora buon anno e buon lavoro, e grazie a tutti voi che ci avete seguito. Buon proseguimento di giornata.